Buon pomeriggio signori, benvenuti all'altra domenica. Devo fare una premessa, ovvero non ho dormito nulla, quindi spero che nonostante le mie figuracce ci facciate compagnia anche oggi. Buon pomeriggio Giovanni! Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e benvenuti, buon pomeriggio alla signora della domenica pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Oramai tu hai superato la DUR, tutte le hai superate. La D'Urso non è che sia così. L'esempio... È lei la signora, non era lei, io non seguo perché siamo qua, ma mi sembrava di leggere potevi che fosse dirmi- lei. Io ribadisco che La ci sono 6 tuffanina. bottiglie a disposizione nostra No, che potremo lanciarti. 6 quindi stai più 2 attento a 8 ciò che dici. più questa qua. La famosa grappa. La famosa grappa che casualmente l'Elena si è messa vicino come l'altra volta. Allora io direi, se non siamo subito... No, direi buon pomeriggio innanzitutto, no? Perché già, scusami, Buon tu devo- pomeriggio Gemma. Sì. Buon pomeriggio a tutti Ascolta, quanti. Con tutte quelle che tu mi dici ogni domenica pomeriggio devo anche presentarti, non ho No, capito. no, non voglio la presentazione, ma Vittima, Gemma, attenzione, fa la vittima lui. fa la vittima lui e oggi io per essere qui ho rinunciato alla Fiera di Godega, che è uno spettacolo di fiera, la fanno una volta all'anno per fare da badante a lui, da Questo è un taxista. grande segno di amicizia da apprezzare. Guarda che è da 2 anni che tutti e due, siccome ci andavamo sempre insieme a questa fiera, perché lei voleva sempre andare a visitare in questa fiera di Godega, salutiamo gli amici che ci guardano da Godega, da quella zona, sono famosi perché Godega è il paese dei somari, dei ciucci, cioè degli asinelli. Sì. E lei mi portava sempre alla fiera di Godega perché voleva andare a vedere i suoi simili, capito? No, era Da- per te, Ma era per no, i io tuoi invece simili. credevo che dovesse Cosa? verificare il tuo quoziente intellettivo. Grazie Eva, Guarda sei che poi i proprio un somari sono amore. simpatici, sono mica stupidi. Sì, no, infatti, Appunto, infatti. E comunque volevo dirti che è uscita Uga, la mia tartaruga, quindi ufficialmente è primavera. Perfetto, è oggi Ok? il 1 marzo, quindi è uscita, Evviva! è uscita la tartaruga di Gemma dal giardino. Salutiamo naturalmente Maurizio al controllo camere, Enrico in regia e tutti i tecnici sparsi per i campi e quelli in regia a Pordenone. Come vedete abbiamo bellissimi e bellissime ospiti in studio nel nostro salottino questo pomeriggio, manca ancora un protagonista di un evento che Molto comincerà importante. dal Alvise? mercoledì prossimo. No, Alvise l'abbiamo lasciata oggi a Pordenone perché Mannaggia. dopo il successo che ha avuto domenica scorsa si era un po' montato la testa e cominciava a volare troppo alto. Poi avremo un sacco di collegamenti come al solito, parleremo con gli highlights e non solo di Pordenone Arezzo, ma soprattutto del video che sta facendo impazzare il web, nessuna televisione l'ha fatto vedere, noi lo faremo vedere. Un canto goliardico, diciamo, dei tifosi del Pordenone domenica scorsa a Cremona, meglio sabato scorso a Cremona, e che un po' ha imbarazzato qualche ben pensante giornalista della regione. Ve lo faremo vedere perché in realtà è un fatto goliardico. Se queste sono le cose per cui si scandalizza il calcio, cosa si dovrebbe dire quando a Rotterdam hanno lanciato in campo nei confronti di un giocatore di colore della Juve una banana gigantesca, no? Quello semmai è da censurare, ma un canto goliardico come quello che vedremo è un po' una sciocchezza. In più, questo video nel web ha avuto più di 500 visualizzazioni in pochi giorni, perché l'hanno caricato, mi sembra, lunedì o martedì, e in tutta Italia, ma addirittura anche Barcellona e Real Madrid, stanno modificando questa canzoncina rendendola nella propria lingua. Addirittura. Esatto. Poi, dato chi segue queste cose, chi segue anche l'attualità e le sciocchezze, le amenità, sa già di cosa stiamo parlando. Ieri sera anche il direttore ne ha parlato nel telegiornale, ma noi vi faremo vedere proprio il video. Gemma. Sì, abbiamo già il nostro primo collegamento. Bene. E con ovviamente Maurizio Mazzonga. Oggi ho detto, siccome siamo qui appunto non siamo andati a Godega, siamo qui, voglio che ci chiami solo per buone notizie. E lui fa, beh, siamo 0-0, quindi questa è già una buona Beh, notizia. per forza, sono le 2:10, Certo, come ma facciamo a certo. essere... Ma è una battuta, GP, ma sei diventato anche tu serio come alcuni ascoltatori che non accettano neanche più la goliardia? Sì, va bene. Bene, Maurizio Mazzon per parlarci di Fontana Fredda a Legnago. Buon pomeriggio Maurizio e benvenuto, ben trovato. Buon pomeriggio Gemma, porta pazienza che quando si invecchia, sai... È un piacere, eh? C'erano tutti con me, allora ormai è una coalizione, bene. Allora, Maurizio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ascolta, cosa ne pensi di quel corretto simpatico dei tifosi del Pordenone di Cremona? Beh, insomma, non è che sia molto simpatico, però voglio dire, no, è che sono di peggio negli stadi, che penso che andare a formalizzarci su queste cose, siccome non abbiamo niente da fare ultimamente, andiamo a formalizzarci su queste cose qua,
perché così passa la giornata, no? Invece di pensare alle cose ben più importanti. Ma secondo te ha senso che un quotidiano della regione abbia dedicato pagine e pagine? Probabilmente, come ti ho detto, quel giorno lì non c'era nient'altro da scrivere, hanno riempito le pagine Bisogna con cercare queste, argomenti. scusate, queste cavolate qua. Sì, che poi secondo me è goliardia, no? Cioè, con tutto quello che succede Ma negli sì, stadi. ma allora, se uno non vuole sentire le parolacce non va neanche allo stadio, Ah, ecco. perché allo stadio diventa, non dico blasfemo, ma diventano tutti un po' scurrili, no? E quindi non si va allo stadio, se non si sente parolacce non si va allo stadio. È semplice. Esatto. E non si va a cercare su internet, visto che più di 500.000 persone l'hanno già visto, no? Non si vanno a cercare queste Certo. cose, vero? Sì, ma si vanno a cercare tutte queste cose qua per curiosità, per avere sempre, ti ripeto, qualcosa da dire. Ci sono cose ben più importanti da fare e da sentire che non queste cavolate qua che lasciano il tempo che trovano. Certo, allora torniamo invece a bomba su quello che succede oggi al Comunale Fontana Fredda, una partita importantissima in questa 24esima giornata, Fontana Fredda-Legnago. Come vi presentate a questo importante appuntamento? Allora, ci presentiamo direi al completo. Bene. Vogliosi di conquistarci questa salvezza che è tanto agoniata salvezza che non arriva ancora, però sappiamo che sarà ancora difficile portare a casa quella decina di punti che ci mancano per respirare tranquillamente, insomma, visto che anche l'avversario di oggi è un avversario tosto. Ma tu ritieni che effettivamente la quota salvezza, ovvero sia fuori dai play-out, sia sempre 40 punti? Sì, 40-41 punti, sicuramente sì, perché adesso come abbiamo visto anche le domeniche passate, le ultime stringono un po' i rubinetti e fanno anche punti dove magari, che so, 2 o 3 mesi fa non è neanche pensabile farli, invece adesso le fanno, vedi Triestina ad Aldo Vicentino, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, come ti spieghi, visto che tu sei un grandissimo conoscitore di calcio, oltre che ovviamente un ex dirigente di Fontana Fredda, come ti spieghi questa caduta libera dell'Alto Vicentino con la squadra che insomma non è forse forte quanto il Padova, ma nessuno si sarebbero mai aspettate tante sconfitte consecutive, vero? Sì, è un po' anomala la cosa, anche perché hanno una rosa di una caratura veramente importante. Ma probabilmente cosa vuoi? No, tante volte penso di riuscire a fare squadra con dei nomi importanti, invece bisogna cercare di trovare un po' più di omogeneità fra i reparti e nei reparti, insomma. Certo, benissimo, allora Maurizio io ti ringrazio, naturalmente da 14:30 linee aperte per seguire dal vivo questo bellissimo incontro Fontana Fredda Legnago. Grazie Maurizio, a più tardi. A voi, grazie a voi. Ciao, grazie. Allora Gemma mi faceva gesti strani. Chissà cosa voleva. Mi fa sempre gesti strani, tanto sa che non succede niente. Gemma, No, prego. è successo che ho chiamato il nostro amico Mauro per parlare della festa della Renga, ma siccome aveva De Agostini accanto subito, ho voluto, visto che lo salutiamo mister. sempre, ci fa piacere parlare Benissimo, di lui. il nostro amico. Sì. E allora subito in collegamento con Tamai, dove abbiamo veramente uno scoop. Stefano De Agostini, buon pomeriggio. Pronto? Pronto? Stefano, buon pomeriggio. Ha sbagliato a passarle perché sono il presidente del Tamai. Ah, presidente, buon pomeriggio, benvenuto. Beh, uguale, lei o Stefano siete due miti a Tamai, quindi. Allora, presidente, intanto benvenuto l'altra domenica, la prima volta che abbiamo il piacere di averla qui con noi. Ho visto ieri pomeriggio a Pordenone, Stefano sta benissimo. Sì, molto bene, molto bene. Bene. Veramente Stefano recuperato, è carico e oggi una partita importante con una squadra in piena forma e deve essere carico per forza. Per trasmettere la sua carica ai giocatori, visto che lui è molto... Indubbiamente. Diciamo, è molto Mourinho come allenatore lui, no? Trasmette la sua carica. Bravo. E questo appuntamento col Cras Le Pen, dopo la vittoria incredibile del Cras domenica scorsa, no? Si mette in una luce strana, no? Perché chi poteva aspettarsi che il Cras Le Pen vincesse domenica scorsa? No, indubbiamente. Infatti dicevo, oggi è una partita difficilissima, delicata, perché abbiamo una squadra in un momento veramente positivo, sta facendo degli ottimi risultati e sarà una gara molto, molto dura, difficile anche per le assenze che noi abbiamo oggi. Però insomma siamo coscienti delle difficoltà, però faremo di tutto per fare risultati, ovviamente. Ecco, la vostra classifica è vero che i play-out non sono lontanissimi, voi siete un po' in mezzo a laghe, no?
Cioè, siete da una parte verso il basso, non siete lontanissimi dalla zona play-out, ma non siete neanche lontanissimi, avete 31 punti, non siete neanche lontanissimi dalla Colodiense che ne ha 38, voglio dire. È una via di mezzo. Dove puntate? Sì, è vero, però l'obiettivo nostro principalmente è quello di salvarsi, ottenere un'ottima salvezza, che questo è l'obiettivo primario della società, anche perché questo ci permette poi di affrontare le ultime gare inserendo quei ragazzi che hanno avuto meno possibilità di giocare e possibilmente di valutare i giovani che abbiamo, e ne abbiamo veramente di bravi. Ecco, Presidente, una domanda che ho fatto anche prima a Maurizio Mazzon. Lei ritiene che, vista la classifica attuale, se ce la fanno rivedere in grafica, così anche gli amici a casa possono capire, lei ritiene che effettivamente sia 40 punti il punteggio fuori dalla zona retrocessione, o può essere anche più basso? No, ritengo che per avere una tranquillità bisogna puntare ai 40 punti, indubbiamente. 40-41 punti secondo me deve essere l'obiettivo per dichiararsi salvi, ecco, in questo campionato. Sì. Quindi vi mancano teoricamente 3 vittorie, dai. Mancano 3 vittorie, che non è facile farle, perché adesso tutte le squadre hanno necessità di far punti, sia per le posizioni di alta classifica che per le posizioni di salvezza, o perlomeno di uscire dai play-out praticamente. Sarà una gara dura, però noi siamo convinti che è alla nostra portata e speriamo di raggiungerli, come dicevo, prima possibile. Perfetto, Presidente, la ringrazio, le auguro naturalmente in bocca al lupo Grazie a lei a voi. e a tutte le Furie Rosse, e spero di averla ancora qua ospite con noi la domenica pomeriggio. Grazie Presidente. Grazie a voi. Mille, buon pomeriggio. Dunque, è bello avere, no? Doveva esserci Stefano D'Agostini, invece c'era il Presidente, ma tanto sono tutti amici Scusami nostri. GP, ma nel casino generale della Sagra della Renga ci siamo confusi con i nomi. Secondo Sì. me ti sono arrivati un po' i fumi della Renga, ma soprattutto dell'ottimo vino di Tamai. Sì, perché io sono vegetariana. Esatto. Sono anche astemia di vino, a dire il vero. Cioè, però sicuro Sì, c'è però qualche Prosecco, grappetta. però col Prosecco ci diamo dentro, che è un piacere. Dai. No, non è vero. La domenica pomeriggio, quando torniamo a casa, Solo se c'è il crudino che copre il gusto. Sì, un crodino col prosecco, ovvero un prosecco col protino, per due. va bene. Allora, io direi di cominciare a Presentare conoscere gli gli ospiti. ospiti. Vabbè, avevamo questi 2 collegamenti imminenti e quindi li abbiamo fatti. Prego Eva. Va bene, preparatevi, non allarmatevi, soprattutto non scappate. Allora, iniziamo con Daniele Scusa, Parisi. Volevo sottolineare che ha dormito pochissimo, ma soprattutto, Sono giustificata. soprattutto non sappiamo con chi ha dormito. E questo è il nostro Ancora. problema. Prego. Sorvoliamo Ecco, e andiamo da Daniele Parisi, ballerino e showman. Buon pomeriggio. Ciao, buonasera, Buon pomeriggio Daniele, grazie di essere venuto con noi. Poi avremo delle belle cose con Daniele da vedere. Soprattutto vedremo il suo fisico, che lui segue la mia dieta per tenersi così in forma. Devo Vero? dire che siete identici. Identi. E solo i capelli, perché io ho qualche anno più di lui. Anzi, però... Anche gli occhiali, l'unica differenza sono gli occhiali. Benissimo. a mio avviso. Sei proprio gentile. Prego, andiamo avanti. Prego. Allora, Sara Campiere, modella, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Sara, grazie di essere con noi. Sharon Leanza, Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. La mamma, che è più bella della figlia o viceversa, insomma, qua è Eleonora, che è qua dietro le quinte, mi ha detto che Sharon è molto timida. Aia. Quindi il compito di Eleonora e Eva di tirare fuori da Sharon Vedi, tutta la sua grinta e la sua esatto. allegria. Poi passiamo a Veronica Argentini. Buon pomeriggio. Argentin. Argentini. Dove vedi la I qua? Non c'è la I. Ribadisco, ho dormito 3 ore. 3 ore, benissimo. Ecco, allora vedi che c'era qualcuno. Perché dalle 7 a mezzogiorno sono 5 ore. Quindi No, io mi 2 sono ore, svegliata cosa- prima. cosa hai fatto 2 ore? Io mi sono svegliata prima. Va bene. Buon pomeriggio Veronica, Buon benvenuta con pomeriggio. noi. E poi passiamo a Francesca Papais, è giusto? Sì. Ok. No, Buon perché pomeriggio. buon pomeriggio, lei e gli accenti, sai, è tutta un'opinione strana con gli accenti. Per me tutti gli accenti sono tronchi e Sì, maitiani. benissimo. Va bene. E poi passiamo ad Elena Mauro, interprete, traduttrice, nonché modella. Buon Ecco, pomeriggio. l'abbiamo chiamata qua perché poi lei ci tradurrà in tutte le lingue che lei sa benissimo dell'est, perché è laureata in lingue dell'est, no? Traduzione.
Tedesco e sloveno. Sloveno, poi in tedesco e sloveno ci tradurrai la canzone dei ragazzi del Pordenone. Ed infine io presento Luca Di Rubbia, pianista e maestro di musica. Buon pomeriggio, anche lui fa parte della scuola NAM Lab di Azzano Decimo presso Biasin. Parleremo naturalmente di tutti i percorsi che voi fate in questa bellissima scuola che aiutano i ragazzi ad apprendere e a studiare la musica, no? E mi dicevano già domenica scorsa Giuseppe ci diceva che c'è un sacco di ragazzi che cominciano a suonare gli strumenti, non è più come una volta tanto difficile, no? È importante che ci sia una sensibilizzazione nell'ambito dei bambini, della gente che vuole suonare. E quindi ci sia la possibilità, no, di andare a suonare, non difficile come quando ero giovane io, che era proprio un grande problema. Bene, avete già sentito che c'è la Gemma dietro le quinte, che non si fa più sentire, vedi, ha preso paura da Stavo cercando di rintracciare alcuni nostri inviati? Sì, che forse non so, sono ancora forse hanno dormito con Eva. Può essere. Addirittura Gemma. Non so perché non li trovo, forse hanno sonno, non rispondono. Comunque è arrivato un messaggio a proposito di Eva e dice: detta alla Maurizio Mosca, com'è bella la Eva. Un saluto by Omago, che salutiamo. Io stavo osservando il parterre, ci sono sempre meno uomini. Cioè, vabbè che c'è la teoria che ci sono 7 donne per ogni uomo, però qui adesso... Quindi vedi, sono poche donne. Sì, sono poche. Siamo presenti in 3 e ci sono solamente questa regola non funziona a Telepordenone. Vedi, dovrei esserci solo io in questo momento, no? Perché sono 7 donne, dovrei essere solo io qua di uomo. Pensa se ci fosse solo lui. Vabbè. Cioè, pensate ragazze, c'è un messaggio che dice: buon pomeriggio, oggi vi vedo causa fermo calcio dilettanti. Non si firma, non so chi sia, comunque lo salutiamo. Ciao a tutti e ricordiamo che oggi l'eccellenza, dall'eccellenza in giù tutte le scuole sono ferme per dare la possibilità di effettuare tutti i recuperi che quest'inverno appunto tante partite non sono giocate per il maltempo, per altri motivi. Quindi questo pomeriggio seguiremo ovviamente la Serie A con Cesena Udinese, che vedete già in sovraimpressione tutta la Serie A con la nostra Signora della Domenica, ovvero sia Leonora, e poi ovviamente tutta la Serie D, come avete già visto, tutti i nostri collegamenti già effettuati, 2, poi ne avremo anche altri. Io direi a questo punto che è bello andare a cominciare a giocare, perché io so che qua tutte le nostre amiche sono espertissime di calcio. Me compreso, ovviamente. Tu oramai sei tagliata fuori, io so che ad esempio la Francesca è una tifosissima di... Udinese. Bravi, vedi, ha capito subito come... non so, deve essere il mio flusso, no? No, Milan, dai. Poi Italia in generale. Italia in generale, a te va bene tutto, basta che Sì, sei esatto. italiano. Benissimo Francesca. Invece Veronica, so che a parte di fare il Cordenons, che è andata benissimo in eccellenza. Certo. Vedi, tuo fidanzato gioca nel Cordenons? No. Non gioca a calcio? No. Ma come? Sono tutte qua con i calciatori, fidanzate tu no? L'eccezione. Lui gioca ancora qualcosa, fa qualcosa? Lavora. Lui lavora e basta. Sì. Bravo però. Beh, già bravo ad avere un lavoro, voglio dire. Già quello è Sì, molto, sai, non è molto un interessante. reato. Invece il fidanzato di Sharon fa... Lavora anche lui. E non fa attività fisica? No, No. faceva basket, ma ha Beh, vedi che smesso. qualcosa faceva. Invece quello di Sara? Lavora. In realtà lui vi ha fatto questa domanda per capire se eravate single. Guarda, proprio io, guarda. Proprio tu. Proprio io. Proprio tu. Chissà. Tu sai che sei solo tu per me, no? Quindi hai licenziato o fidanzato? Arrampichiamoci sugli specchi, ragazzi. No, ancora. Ma tanto ti ha dato solo l'anello, non ha chiesto niente. Lo so, però, intanto. È comunque un segnale. Vabbè. Allora, È il nostro linguaggio, Gippi. Fin quando l'anello sono impegnata, va bene? dicevamo, andiamo avanti Le due per cortesia, partite. le partite del nostro gioco, ovvero sia l'1x2, grazie agli amici del Pascià Group. Prego. Bene. Io spero che la regia, vi ringrazio, mi metta le due partite. Regia, per cortesia, regia. Il gioco consiste nell'indovinare Dai. il risultato delle seguenti partite: Cesena Udinese e Sassuolo Lazio. Sì. Qualora voi indovinaste, vi portereste a casa 6 bottiglie, 3 di Tokai e 3 di Merlot. Ad etichetta Pascià. Oh, tu con questi condizionali congiuntivi mi sbalordisci, neanche in italiano so Conosco parlare. la lingua? Ecco, salmistrata? Vabbè, allora, naturalmente le potete giocare al numero che vedete in sovraimpressione 348 294
7672 fino a quest'oggi alle 16:30, perché per un motivo di solidarietà dei giocatori della tutte queste minchiate, di solidarietà dei giocatori della Serie A nei confronti dei giocatori del Parma, sapete le problemi eccetera, quest'oggi le partite in Serie A verranno ritardate di un quarto d'ora, come esattamente ieri sera scusatemi, Chievo-Milan, che invece delle 20:45 si è giocata alle 21 ed è finita, Eleonora? 0-0. Come devi leggere? Hanno detto era l'unica partita, era Gemma. Ti, Non fa- ero vedi, preparata, ti stavo- cogli all'improvviso così colta, apposta esatto. per vendicarsi del tuo anello, capisci? Sì, Allora, no, stavo pensando bellamente agli affari miei. Ecco, benissimo. c'è un altro collegamento con il nostro Antonello Gherardi per parlarci della partita Triestina-Giorgione. Allora, Triestina, buon pomeriggio intanto dal Rocco di Trieste. Buon pomeriggio studio da questo splendido stadio sempre più vuoto, ahimè. Com'è Anche vuoto? se in realtà, nel senso che insomma, è uno stadio da 30.000 e passa posti che in questo momento non so, ci saranno forse 1.000 spettatori, quindi proprio è poca vuoto, gente. ufficialmente vuoto. C'è poca gente, anche perché comunque la giornata è bella, la temperatura è mite, sai che i triestini amano tantissimo andare al mare Sì. e a dispetto delle iniziative che la società ha introdotto questa settimana, ovvero gratis, l'ingresso gratis per tutti i disabili o i diversamente abili, prezzi ridotti per questa gara che vede protagoniste la Triestina e il Giorgione, la sfida che riporta ad altri tempi quando le squadre militavano in altre serie e il Giorgione era la bestia nera della Triestina. Mi ricordo quando si andava a Castelfranco era sempre una sorta di battaglia. Oggi invece si rincontrano in Serie D con una Triestina che comunque da quando è arrivato Perazzoli non è stata ancora sconfitta e che sta mantenendo una buona media, che è andata domenica scorsa a prendersi un risultato inaspettato tanto quanto il Cras contro l'Alto Vicentino. Sì. Quindi diciamo che è una squadra in corsa che oggi, ipotizzando e sperando una vittoria contro il Giorgione, le permetterebbe di fare un bel salto in classifica. Sì, a seconda poi naturalmente di quello che fanno le dirette concorrenti, ovvero sia il Legnago a Fontana Fredda e il Cras Repeng a Tamai, no? Ci sono queste tre certo, partite, però- questi incroci, no? Sì, però come sai a questo punto la corsa non la devi fare su Legnago, ma la devi fare su Giorgione, perché il Giorgione ha 29 punti, no? Quindi hai le squadre, tu devi correre con Giorgione, con l'Union Ripa e con la Fontana Fredda. Sì, anche se io ritengo, avendoli visti giocare, che Fontana Fredda e Tamai sono fuori dai giochi, sai, io personalmente. Probabilmente sì, però sai, la speranza è l'ultima, parlo Ah, da Triestina, dal punto di vista della Triestina, la speranza è l'ultima a morire. Ecco, che poi la Triestina è riuscita a scoprire questo giocatore che neanche a volerlo si chiama come il mitico stadio, questo Rocco che la butta sempre dentro, ha già fatto 8 gol in pochissime partite. In 10 partite. Ecco, è la punta di diamante diventata. È la punta di diamante, allora la domanda è: se ci fosse stata una punta centrale di peso, quanto avrebbero potuto rendere in termini di gol? Non lo sapremo mai, perché la situazione è questa. Io, come sai Giovanni, devo lasciarvi perché sto per leggere le formazioni delle squadre allo stadio, quindi vi lascio e ci sentiamo in corso d'opera per gli aggiornamenti. Un abbraccio a tutto lo studio e vi voglio bene, ciao! Grazie Antonello, grazie. Allora, più tardi a partire dalle 14:30, cioè più o meno tra pochi istanti, cominciano tutte le partite della Serie D, avremo tutti questi collegamenti, come sentite ne manca ancora uno, dobbiamo ancora collegarci con Mori Santo Stefano, dove abbiamo... Così mi piace, si dice cavolo. così, specialmente quando ci sono Loris Britti, no? Il nostro Andrea. Che poi ci dovremmo collegare anche con Loris Britti, poi durante la partita non te l'ho scritto perché c'è Cesena Udinese, lui è un tifosissimo Delle Cesena, cioè, questa è l'unica cosa che mi ricordo di Loris, credo. Benissimo. Sei proprio un carino. Dopo andiamo No, a vabbè. vedere questa clip. Lui e la sua fidanzata che è un amore, Irene. Ecco, sì, che Ecco. si deve ancora capire come fare. Vabbè, non importa. Allora, dobbiamo ancora avere un collegamento. Io direi di rivedere il gioco, ovvero sia le due partite con le quali potete indovinare ovviamente il segno 1, X o 2 per vincere le nostre bocce di vino, ovviamente, non un altro tipo di bocce. Ecco le quali partite. Le partite sono Cesena Udinese, Te la Sassuolo-Lazio sei scritta, Lazio. e Sassuolo-Lazio. Eh? E mi raccomando, cercate di indovinare il risultato di queste partite e vi portate a casa ben 6 bottiglie ad etichetta Pascià. Ecco, allora Francesca, Cesena Udinese. 0-2. Quindi 2, beh, perché brava ragazza che sei, e speriamo che tu porti fortuna almeno questa volta all'Udinese. Sassuolo-Lazio. Sempre io? Eh sì, 1-1. quindi X. Veronica?
X. X. Quindi 2 pareggi. Sì. Non si scompone. Facciamo giocare anche Ormai. Daniele, perché Daniele sa di calcio, questo è bello. Daniele, secondo te Cesena Udinese, durissimo. 2-0 secco per l'Udinese. Ma qua fai parlare il cuore, non fai parlare la Beh, per forza, la se no, ragione, se no non vale la Quindi pena. Allora, Daniele dice Forza 2, Udinese, ecco, sempre. quello sempre, Sassuolo Lazio. Ma a pari. Dai, 1-1, X. dai, 1-1. Adesso l'espertissima e timidissima Sharon ci dice Cesena Udinese. 0-1. 0. Che brava ragazza, come vorrei essere tuo fidanzato. Sassuolo Lazio? X pareggio. Tutti? Oh, nessuno ne crede o nel Sassuolo o nella Lazio. Sara? 0-1 per l'Udinese. Ecco, tutte col 2. E Sassuolo Lazio? Pareggio? Incredibile. Luca, si portano a casa tutti quanti le bottiglie se dovessero vincere. Beh, dopo facciamo arrivare su un camion da San Vito. Bottiglie, da San Vito, la sede del Pascià Group. Vediamo invece il nostro maestro cosa ci dice. Cesena Udinese? Mi appunto a lui. 2. 2 e Sassuolo Lazio? Pareggio. X. Non vale Allora, allora facciamo 1. No, ma tanto Ecco qua. Facciamo 1, Facciamo 1. Facciamo 1. No, perché dopo diventa un casino, perché qua allora abbiamo Sharon. No, aspetta, allora Sharon, Sara, Francesca. Veronica. No, Veronica ha fatto XX, quindi Francesca ok. no, e Daniele che hanno dato lo stesso pronostico. Va bene. Allora sono le 14:30, fischio d'inizio in Serie D, io direi la prima pausa pubblicitaria. Ci sto. Esatto, andiamo in sala, non si può dire. Operatoria. Operatoria, va bene, ci vediamo tra pochissimo naturalmente con tutti i collegamenti dei capi della Serie D e ripeto, sottolineo che la Serie A non comincia alle 15 ma alle 15:15, quindi anche noi sforeremo, non finiremo alle 17 ma qualche minuto dopo. Ci vediamo tra pochissimo. L'altra domenica diventa l'altra serata, un nuovo spettacolo ed una nuova trasmissione da vivere tutti insieme. Mercoledì 4 marzo, Ristorante Adriatico, le splendide voci di Irene Guglielmi e Serena Rizzetto, sfilate di moda con le nuove collezioni Intimo e Moda Mare, la danza, il cabaret, presenta e non solo Enrico Pellizzari. Mercoledì 4 marzo, ore 21, Ristorante Adriatico e su TPN Telepordenone, domenica 15 marzo, ore 21:15. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Narduzzi Mobili, ultimi giorni, ulteriori ribassi, sconti fino al 70% su cucine, soggiorni, camere, camerette, divani, bagni e complementi. 3.000 metri quadri di pure occasioni. Ultimi giorni, ulteriori ribassi. Dalle Narduzzi Mobili a Domanins, Rauscedo, aperto anche la domenica. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio, servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano.
la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. Eccoci signori, siamo rientrati. Buon pomeriggio di nuovo, anche se GP mi sgrida ogni volta. Boh, adesso è l'ultima volta che dici buon pomeriggio, e poi Non vi basta, saluto più, basta, perché tu non secondo salutare lui più non mi devo nessuno. salutare. No, non è quello, è che dopo un po', sai, sì, voglio dire. Siamo particolarmente educati qui. Infatti. Non ti stavo All'altra ascoltando, poltrona. scusami, sono vecchio, ci sento poco, scusa? Sì, cambiamo le batterie all'apparecchio acustico di GP. Esatto, grazie. Abbiamo il collegamento che ci mancava, no? Il nostro splendido Pier Antonio Stella per parlarci di Mori Santostefano Sacilese. Allora, Pier Antonio Stella, anche tu oramai rientri nei gusti della nostra Gemma, che ne ha diversi, perché Fabio Campagnolo, Roberto Visentini e adesso anche Pier Antonio Stella. Benissimo, buon pomeriggio Pier Antonio. Buon pomeriggio a te Giovanni, ai tuoi ospiti e a tutti i tuoi telespettatori. Qui oggi a Mori in Trentino comincia, come si è avuto modo insomma di scrivere e di leggere in questi giorni, una nuova era per la Sacilese, ovvero l'era post Zironelli dopo le dimissioni clamorose in settimana del tecnico biancorosso. Per cui sicuramente grande curiosità attorno a questa partita che per quanto il Mori sappiamo essere relegato all'ultimo posto insieme al Mezzocorona nasconde diverse insidie, prima tra tutte appunto proprio verificare se la squadra ha subito un contraccolpo psicologico dalla scelta appunto clamorosa di mister Mauro Zironelli. In panchina, come sapete, c'è Carlo Marchetto, era tecnico della Juniores, è stato promosso in prima squadra e sembra aver anche adottato qualche novità. Vediamo subito per quanto riguarda infatti la formazione, novità dal punto di vista tattico, nel senso che oggi la Sacilese si schiera con il 3-4-1-2, per cui con un trequartista dietro 2 punti e non con il consueto tridente, e l'altra mossa, così a sorpresa, così si può chiamare, è sicuramente quella di mettere Baggio, che è il perno della difesa, di solito gioca appunto centrale della difesa 3, in posizione più avanzata a comporre centralmente la coppia centrale del centrocampo insieme a Capitan Favrette. Questo è sostanzialmente adesso quanto siamo circa al 10° minuto del primo tempo, il risultato è ancora sullo 0-0, non ci sono state particolari occasioni da nessuna delle due parti, per cui ovviamente io rimango a disposizione per ulteriori aggiornamenti nel corso della partita. Benissimo, grazie Pier Antonio, come al solito sempre molto esaustivo nei tuoi collegamenti, naturalmente linee aperte per qualsiasi cosa succeda appunto a Mori, col Mori Santostefano. Grazie a Pier Antonio Stella, gli amici della Sacilese. Stiamo aspettando l'arrivo del nostro Enrico Pellizzari. E si fa attendere come tutti i grandi personaggi. Tutti i grandi personaggi, come le belle donne, no? Che si fanno attendere. Come Eleonora, che è arrivata 30 secondi prima che ci fosse la sigla d'inizio oggi pomeriggio, ad esempio. Tempo utile per microfonarmi. Tempo utile per microfonarti, benissimo. Allora, cominciamo un po' a parlare con i nostri ospiti. Abbiamo Daniele, no? Che è un ballerino.
Sì, infatti io Ecco, quando ho letto Sì. nella lista degli ospiti, ho letto ballerino, Hai detto. mi sono chiesta, ma chi è Daniele? Subito, sai? E lui fa, sono io, e non me l'aspettavo, mi immaginavo diverso. Cioè, spiegami. Allora, adesso Eva Sono Cristaldo. curioso anch'io adesso di Adesso capire. Eva Cristaldo ci fa la fisionomica, senti che parola, di un ballerino. Secondo te com'è un ballerino? Perché io ho il prototipo di ballerino che è un po' effeminato. Che è un po' effeminato, puoi dirlo perché è stato sdoganato da anni oramai. Ecco, mi immaginavo fosse più femminile, invece l'ho visto che Forse più femminile, non femminista. La cosa mi conforta. Ecco, La cosa mi perché conforta. invece lui è proprio un maschio, Sì, è no? un uomo. Allora, Daniele, meno male. perché sei maschio e non sei effeminato? Beh, perché il mio modo di ballare è maschio. Bisogna far ballare le donne, no? Questo non lo so. Come non lo sai? Perché non mi ha Non visto l'ho ballare. visto ballare. probabilmente. Allora, vediamo la clip. No, aspetta. Scusa, sì, siccome c'è un messaggio per Daniele, volevo Ah, e allora intervenire un attimo. subito, al volo. Allora, Daniele, preparati per donne e uomini over, ci aspettano, Pier Giorgio. Ah, Pier Giorgio, grande Pier Giorgio. Ciao Pier Giorgio. Perché vai a fare quel programma intelligentissimo del canale 5? Questo è Pier Giorgio Grizzo che mi fa sti scherzi, no? Sì. che mi mette in lista. Ah, ti ha messo in lista dalla De Filippi, ecco. Cos'hai contro chi è passato per la De Filippi? Beh, oddio, intanto possiamo discutere sul quoziente di intelligenza delle persone che vanno in quei programmi, no? Ma non è detto, Perché- GP, l'altra sera non c'era niente in televisione, io me lo sono un attimo visto, e a parte il fatto che anche se a donne e uomini over c'erano degli uomini abbastanza giovani, voglio dire. Sì, infatti una volta c'erano... Ci sono anche i novantenni, ma ci sono anche i trentenni, i quarantenni, a Ah, seconda. 30 anni è over già, a 30 anni uno è già Non lo over. so, io non ci Visto capisco, bene. non è che lo seguo, ti dico, sono incappata perché non c'era niente, per addormentarmi ho scelto questo programma proprio perché non mi Sì. attiva il cervello, no? Però guardando ho detto, ma che strano, dovrebbe essere over e c'era gente un po' di tutte le età. Comunque, potrebbe essere Insomma, qualcuno anche secondo di te c'era anche intelligente, gente voglio dire, non è che intelligente? vanno lì solo perché sono belli o... No, appunto, hai sentito cosa ha chiesto Eva? No. Secondo te c'è anche qualcuno intelligente lì in mezzo? C'è un ragazzo che deve essere di Udine, Sì. ecco, che è un po' argentino, un po', che sinceramente mi sembra anche intelligente da quello che dice. No, no, è una domanda perché... Oltre a essere figo, quindi... Vabbè, questo lasciamo stare, quello è... Chi va lì non è che proprio sia un rottame da strada, no? Perché voglio Non dire... tutti, perché ce ne sono diversi rottami da strada. Ma non piacciono a te, voglio dire, lì c'è un casting... Aspettiamo di parlare No, noi. perché c'è un casting incredibile. Cioè, uno pensa che questi programmi siano così, no? Invece dietro c'è la tanto produzione ci sono autori, casting, c'è un po' di tutto, no? Sì. Ecco, C'è tanto studio dietro, sì. c'è tanto studio. Anche perché è una rete nazionale. seguita, quindi... E siamo- poi è la trasmissione più seguita insieme alla Barbara D'Urso. E questo mi preoccupa però, Beh, ma a livello Questo siamo, sì è preoccupante. siamo lì a livello, sì. cioè da discutere chi è meglio in senso contrario tra uno e l'altro, no? Cioè, sì. Anche perché la loro arte è quella di dare quello che il pubblico vuole vedere, Esatto. hai capito? E quindi sono vincenti proprio per questo, perché loro danno un prodotto per le persone e quindi funzionano. Ragazzi, iniziamo a discutere qua, aumentiamo l'audience. allora, Daniele, abbiamo tirato giù un po' di clippine di Daniele, oltre alle classiche foto. Io ho Adesso paura vi adesso. giudichi- Cosa, adesso vi cosa avete giudichiamo. tirato fuori adesso? No, Aiuto! non ho preso i pezzi con Rocco, quelli No, quelli possiamo va farli bene. vedere ovviamente. Abbiamo un video, siamo riusciti la relazione di Pordenone è un po' lenta, no? Allora siamo riusciti a portare 2 video in studio. Allora ce ne sono 2, se la regia sceglie uno o l'altro, sono tutti e 2 bellissimi, che tu insieme a eccola qua uno, sa che mandate anche un po' la musica. Ah, qua è Canale Italia. Canale sì. Italia, Stanno esatto. ballando, sì. Qui siamo a Padova in diretta nazionale. Una bellissima canzone di Frank Sinatra, mi sembra, grande stavate Frank. ballando. Sempre numero 1. E qua sei con una tua compagnia di ballo, no? Siete Sì, andati- Imperial Dance, Sì. è un corpo di ballo mirato proprio per Canale Italia e ci esibiamo anche nelle feste. Ma che tipo di ballo fate? Allora, noi siamo una squadra, quindi copriamo un po' tutte le discipline. Quindi chiaramente l'hip hop non è che sono un campione, ma ho chi può ballarlo, quindi può insegnare, perché noi abbiamo anche una scuola di ballo. Quindi lavorando insieme, insomma, riusciamo a coprire un po' tutte le discipline. Qua chiaramente è un prodotto mirato al liscio, in onda nazionale, seguitissima devo dire questa trasmissione. E quindi prevalentemente qua si fa liscio, però poi si può ballare anche, che ne so, il latinoamericano, il caraibico, insomma, quello che, La bachata. quello che le orchestre suonano. Ecco, perché a lei piacciono casualmente molto i
balli latinoamericani. Non so come mai le piacciono i balli latinoamericani. Ma forse ho intuito io. Perché... Hai intuito tu come mai? Ho intuito. Senti, ma come deve essere la tua compagna di danza? Cioè, nel senso deve essere alta, magra. Esile, immagino. Allora, guarda che lui è un bestione, quindi sai, anche, sì, io non è che sono proprio un ballerino, sono abbastanza... Sei un ballerone, sì. Nel senso che sei alto e grosso. Dopo vedremo quanto è ben piazzato Daniele, sì. Allora, dipende poi dalle discipline che vai a fare. Cioè, se io devo ballare liscio, mi serve una ballerina aggraziata ma alta, perché nel liscio ci vuole un'armonia e quindi esige un'altezza. Per quanto riguarda invece discipline più diciamo così, non dire aggressivo e sbagliato, tipo il rock, il jive, allora lì vuole una ballerina un po' più piccolina, insomma. Tipo lei? Sì, lei la prendi, la fai girare, insomma, quelle cose un po'... Sì, quindi Io dipende sono molto per anche l'hip hop. dalle discipline. Diciamo che la cosa più importante è che la ballerina sia elastica. Ecco. Deve essere elastica anche nel liscio, che sembra che siano tutti, sai, un po' rigidi. Non è così. L'elasticità vince su tutto, questa è una sicurezza. Una carta vincente. Ecco, Quindi tu potresti ballare adesso. Ma dopo lo facciamo ballare, dai. Ma guarda che, allora, è come Renzo, che saluto naturalmente, che grazie a lui che anche oggi pomeriggio ci sono un sacco di belle ragazze, a lui e a Leonora Mazzari che ringrazio, di darci sempre una mano, Renzo naturalmente da Neluzzi, studio fotografico Profili di Pordenone, dicevo... Io non ballo per lo stesso motivo per cui Renzo non mi fa i servizi fotografici. Siamo sempre lì, per non fare brutte figure agli altri, no? Ma io ti ho visto fare il passo doble, però. Beh, il mio passo doble è assolutamente inimitabile. Dopo un po' di bicchieri di vino, no? Beh, chiaro, questo è Viene ovvio. spontaneo. Perché bisogna disinibirsi un po', no? A proposito di ringraziare Renzo, che spero mi porti anche un modello prima o poi. Bellissime e stupende le ospiti, questo è un messaggio. Eva, bellissima donna, ma meglio con la minigonna e ha due occhi che brillano come diamanti. Scusami, o guardi gli occhi o guardi le gambe adesso? Per me. No, sì, Eva, io scusate, non ho c'è sentito qualche il Eva nome. in studio? Scusate, che ragazzi. sbagli sempre a dire il nome. quindi Ringrazio anche lei. tantissimo. Ecco. Che poi, durante la settimana, vi racconto questo aneddoto, nel frattempo stiamo un po' Aiuto. giocherellando, perché in Serie D non succede niente, l'eccellenza comunque non gioca, e in Serie A, ripetiamo, comincia alle 15:15, quindi facciamo proprio un po' di salotto. Durante la settimana... No? Gemma, Ho per paura. cortesia, devi Io ho intervenire. paura. Un nostro amico comune, ovvero sia Carlo Tattoo, che Sì. salutiamo, di Aviano, Tattoo Più, sì. che quello è un bel ragazzo. Sì. o no? Ecco, Me ecco, lo confermi, Gemma? Sì, ma è anche un biker, quindi il mio stile, no? Ecco. Quindi ci sta. Però adesso ha la barba. Ora diventa più credibile. Però mi ha detto che da oggi, quando viene primavera, se la taglia, mi ha detto. Sì, beh, quindi cadono le foglie in autunno. cadono e le foglie, in speriamo primavera cadano solo la bisogna- barba e nient'altro. Allora dicevo, Carlo mi manda un messaggio, se vuoi lo puoi leggere perché è su WhatsApp. Chi è quella bella Thai in studio con te? Perché l'ha dato dalla Thai, no? Gli ho detto, Ma guarda, cosa vuol dire? thailandese, perché gli occhietti un po' così, ok. hai capito? Ecco, se vai Carlo Tattoo su WhatsApp. Sì, no? sì, sì, l'ho trovato. Ecco, l'ho leggi, trovato. leggi. Allora, chi è quella bella Thai che avevi in trasmissione domenica? GP ha risposto quale, perché ce n'erano tante, e ha descritto lei giacchetta marrone gonnellina bordeaux. Lui ha Mannaggia. risposto come ti chiami e lui ha detto la voglio. Ecco. Aiuto! Così. Abbiamo sistemato Eva e nel Grazie frattempo, per questo messaggio in diretta, lo apprezzo nel tantissimo. frattempo fa il suo ingresso in studio, come al solito, ridondante. Ecco, eccolo qua. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Chi è arrivato? Enrico Pellizzari. Buon pomeriggio Enrico, Ciao, grazie. Ciao. Allora, Qualcun altro ha dormito meno di me. leggi, sai. leggi. Allora, Enrico Pellizzari Ascolta. è un cantante, Sì. un musicista, Sì. un showman, Sì. un presentatore Sì. e secondo GP non solo. E lasciamo all'immaginazione le sue. Scusa, commentatore sportivo, tecnico di calcio. Ah, beh, guarda. Hai una capigliatura eccezionale oggi Ti pomeriggio. ho detto, sono in pigiama. Ascolta, Sì. Hai fatto colazione e voi che andiamo... no, non ho fatto niente, non avevo niente a casa. Ci sono i pasticcini in Vabbè. casa. Ecco, benissimo, ecco, questo è l'ingresso di Enrico. Dopo vedremo, a parte che è un piacere averlo in studio sempre con... Ah, proprio... Guarda, mi dispiace che non abbiamo la macchina da caffè. Vuoi caffè o una bottiglia? Anche a me dispiace. Ah no, non si può, scusami. No, grazie. Perché? Però non ancora adesso. Dai. No. Una. No. Ecco, non per niente ho detto showman. Presentatore non solo e poi scopriremo perché. Daniele, come hai cominciato tu a ballare? Così per sbaglio oppure subito hai detto vado alla scuola?
No, io ho cominciato tanti anni fa, tantini. Grazie a chi? Grazie a chi? In che senso grazie a chi? Scusami, ti stavo anticipando. Prego, prego. Beh, ho cominciato tanti anni fa, cominciando nelle discoteche, nella domenica pomeriggio, no? Sì. E da lì poi è nato tutto, visto che ballare era bello, divertente. E Lo quindi sapevo, vedi? è nato tutto così, poi iscritto a scuola, approfondimenti, investimenti fatti anche su di me, e quindi tutto è partito così. Quindi già da grande, non è una passione che è nata sin da... No, da giovane, da giovanissimo facevo atletica leggera, quindi ero puntato sullo sport come atleta. Dopodiché, intorno ai 16-17 anni, è nata questa passione della danza, quindi è nato tutto così. E tutte queste belle ragazze non hanno mai ballato, pensato di ballare come fosse una... Tra l'altro a me servono ballerine, quindi anche... Aspetta, c'è Enrico Pellizzari che ha alzato la mano, vuoi andare a ballare con Daniele, lui che è ballerino professionista? Va bene, dai, di cosa si parla, giusto? Di ballo. Va bene. Ciao Enrico. Salve. No, No, diciamo- era l'argomento che mi interessava. Sì, quindi. la danza. Danza. No, vi chiedevo a queste belle signorine che abbiamo qua, nessuno ha pensato di ballare, voi che avete questi fisici, insomma, potrebbero, penso, le hai viste tu. Vabbè, io direi che sì, vanno bene. Sì, ballare tutte, no? E non solo, no? Va bene. Sharon, tu non hai mai pensato, tu sei giovanissima, hai mai pensato Discoteca, basta. Ah, quindi non ti hai mai di andare a quei programmi tipo ballando sotto le stelle, No, queste no, cose no. qua. Come noi quando cantiamo sotto la doccia, la stessa No, cosa. quello sì. A Canti sotto la ballare doccia? no, sì. Ah, canti sotto la doccia? Cosa canti sotto la doccia? Non si può dire. Eleonora, cosa canti sotto la doccia? Ah, non si può dire? Beh, io cantando di lavoro e sotto la doccia ballo, quindi. Perfetto, sì. Dopo è un po' un casino in giro per la doccia, no? No, ma la vasca è idromassaggio. Ah, Addirittura. tu sei- E come fai a ballare, scusa? Cioè, Mi aiutano le bolle. Ah, dentro le bolle, ho capito. E tu Veronica invece di ballare non se ne parla neanche. Ma io ho fatto 5 anni di pattinaggio artistico, che è un po' simile. Beh, bello. Anzi, forse anche più difficile direi, no? Del ballo. Non lo so, Dio. Molto più Più impegnativo. impegnativo. Sì, beh, impegnativo, sì. Perché lì c'è equilibrio, Sì. coordinazione, sì. Non è la coordinazione basta, devi anche metterci l'equilibrio sui pattini. Sì, esatto. Anzi, facevo anche kickboxing, tanta fortuna no? anche. Kickboxing? Mi facevo più male a fare pattinaggio artistico che a fare kickboxing. Ecco. Qua ci Capito? Tanta fortuna per non cadere, l'unica volta che ho pattinato mi sono rotto un polso, quindi. Una volta è successo e basta. Poi hai, Cioè, poi- traumatico, poi. poi hai detto, Queste sono le parole di un ipotetico ballerino. Lui ha detto di ballare. sì, sotto la doccia nella vasca del massaggio. Ah, ecco. Perché ha le bolle. No? E tu Francesca che sei giovanissima, al ballo niente? Sì, ho fatto un anno di breakdance, però Ah. dopo un incidente al ginocchio non ho più potuto continuare. Cosa è successo al ginocchio? È uscito il menisco, quindi... Vabbè, ma adesso è una roba da ridere il menisco, vai lì. Ok, ma comunque è stato un trauma, non si tocca più l'argomento ballo. Basta, ha finito. Sì. Ma pensa a te. E tu signorina Mauro? Io ho fatto un po' di danza classica, moderna. Mi è sempre piaciuto ballare. Sì. E dopo perché hai lasciato, mollato? Poi tra lo studio così sono andata in palestra a fare corsi, adesso facevo i corsi aerobica, zumba, quelle cose lì. Zumba. La pole dance, ci hai mai pensato con la pole dance? Ah, io ho fatto aerobica qualche anno, Tu vale? hai fatto aerobica, vale, sì, vale. vale. Hai fatto aerobica. E cosa- A Falcone c'è una scuola dove fanno pole dance. Sì. Mi ha detto che va C'è un di sacco di brutto. gente là. Però è tanti anni che non faccio. Pole dance? No, quello stavo per riprendere adesso. No, già aerobica, ma si Pole dance. vede insomma che. Vabbè, quello andrebbe bene anche per smaltire io e te, no? Io e te, guarda, saremo uno spettacolo. Guarda. Immagino, sai. Con la tutina girata. Beh, GP Io c'è un celeste e tu campione fucsia. di pole dance di Pordenone che ti ho detto invitalo, che poi è una disciplina che mi piace, affascinante. Sì. Però è un Ciao, ragazzo Gemma. che la fa. Ciao Enrico, Ciao. buon pomeriggio. E quindi? No, quindi invitalo che così... Abbiamo che a Carlo insieme abbiamo invitato le scuole di Udine di pole dance eccetera, è difficile averli qua perché loro domenica pomeriggio fanno i seminari, si riuniscono a seconda della città appunto per fare proseliti di questa pole dance che è un'attività sportiva che addirittura si parlava di inserirla alle Olimpiadi, la pole dance, che per farvi capire cos'è è la lap dance però non con le tette fuori per intenderci, prego. Quella è sì. Pensavo che fosse obbligatoria la tetta fuori. Comunque, no. La domanda è la calzatura per la pole dance. Ecco, io vorrei chiedere delucidazioni, c'è un'altezza minima? Non lo so, c'è non sono un colore? maestro di pole dance, io posso
spiegare. Allora non parlare di cose che non sai, dai. Io ho visto Ma i video. si fa anche a piedi nudi, la pole dance. Infatti io l'ho visto tutta a piedi nudi, non con quei tacchi assurdi. Perché la non è pole dance, quello che non pensi. la lap dance. Non con la scarpona da zoccolona. Quella è lap dance, hai un po' di confusione, Enrico. E io vado solo in quei locali lì. Così. Ah, benissimo, anche perché attraversi la strada. No? Ecco. Vabbè, prego. È arrivato un messaggio di un'ipotetica proposta per la nostra Eva. Dice così: Eva, con te un sabato sera farei così: aperitivo più cena, più ti porterai a ballare. Firmato Dennis. Originale, Mamma mia, che servizi, Dennis, ragazzi. tanta roba, Dennis, cosa C'è dato balli? dentro, Vediamo Intanto, se ci Dennis, cosa azzecca. balli? Vediamo se ci azzecca. Vediamo- Facciamo una tu domanda. prima hai detto cosa ti piace, ma siccome stava parlando Daniele, forse non si è capito. Allora vediamo se è stato attento e vediamo se Dennis sa che ballo piace alla nostra Eva. Io me lo ricordo, no? Che abbiamo parlato tante volte di te, quella cosa lì. Nel frattempo parliamo anche di calcio, perché il primo risultato sbloccato in Serie D. I biancoscudati Padova sono andati in vantaggio a Belluno sul Belluno, e quindi uno scontro al vertice tra la prima e la terza. Quindi biancoscudati 1, Belluno 0. Per il resto è tutto 0-0. Questa è la Serie D in questo momento, quando siamo... Pensate, non succede proprio niente oggi, Serie D, perché siamo già al 24esimo del primo tempo, tutto 0-0, a parte, ripetiamo, Belluno, biancoscudati Padova. Dunque, e tu sei anche maestro di danza, Daniele? Sì. Raccontaci un po' della tua attività di maestro. Fai un po' di proselite anche tu, no? Allora, intanto ti ringrazio dello spazio che mi hai dato. Ah, figurati, è un piacere. Io non lavoro da solo, ho anche altri insegnanti che collaborano, quindi come dicevo prima, noi lavoriamo su tutto il territorio di Pordenone, ma non solo, anche Treviso. Copriamo un po' tutte le discipline. Io sono specializzato nel liscio, nel caraibico, e comunque devo dire che da qualche anno vanno forti anche i balli di gruppo, dove ci sono davvero tantissime persone che ballano, si divertono. E proprio per questo do una novità in diretta qua a Telepordenone. Uscirà un nuovo CD dove sarà proprio mirato il ballo di gruppo, quindi tutti i balli, che ne so, dal cia-cia-cia alla Ligalli, quindi al moderno, un CD proprio preciso fatto proprio per i balli di gruppo, che tanto vanno anche nel pordenonese. Infatti siamo stati anche in piazza 20 settembre l'anno scorso, ci staremo anche quest'anno, insomma un sacco di novità. Il tutto poi uscirà anche su DPU TV, dove mi intervisteranno, e dovrebbe uscire a fine marzo. Ecco. Quindi insomma... C'è un limite di età per iscriversi alla vostra scuola? No. Per sapere insomma se io e GP possiamo iscriverci. Ma tu sicuramente sì, io avrei qualche difficoltà, E fai anche country? No, il country... Non ancora. Il country, secondo me ci arrivi. Qualche country lo facciamo, però è un settore a sé quello. Io ti vedrei bene insegnare il country. Vero, cioè, no? Per me sei la figura perfetta. È anche molto bello il country, in verità. Però è Con i settoriale. pasticini in mano. Mi vedo già con l'accento, dimmi. A te piace l'accento, Enrico? Solo per quello? Esatto. Sì. Il cappello niente, no? Sì, ma l'accento è fondamentale. L'accento è E fondamentale. lo stivale. Lo stivale di serpente. Allora, se il momento musicale è arrivato, quindi Luca, se ci fai il primo momento musicale, Sì. ecco, cosa ci suoni? Pensavo di suonarvi uno standard di jazz di George Gershwin, di Love Above Birdland, e una trascrizione, arrangiamento suo. Perfetto, siete comodi al piano. Nel frattempo io chiedo alla Gemma se qualcuno sta chiamando, assolutamente no. Pensate incredibile. Scusa Giovanni, io vorrei sapere di Dennis. Di Dennis Biasin? No, di quello che ha chiesto prima. Dennis ha risposto al nostro appello, Gemma? Per capire se ha partorito qualche altro progetto rivoluzionario per... No, non ha ancora risposto. Sono No. arrivati in questo momento un paio di messaggi. Eh? Allora, eccolo Sono qua. pettinato bene. È arrivato. Ballerei con Eva un lento, discoteca oppure una baciata? Ecco, non ci ha azzeccato, Beh, baciata, dai. No, Sì. hai detto che a te piace hip hop prima. Se voi vediamo la registrazione immediatamente, ero qua, a me piace l'hip hop. Ha hai detto detto. baciata perché è Mi piace propedeutico. l'hip hop, la baciata. Mi piacciono Cos'è diversi propedeutico? Ha detto baciata perché è propedeutico è quello che vorrebbe fare dopo. Dopo, esatto. Limonare, ok. Poi è arrivato anche un messaggio per il maestro Daniele. Le ragazze del mercoledì ti salutano calorosamente. Vi bacio. Quindi Enrico, dal prossimo mercoledì, quando è? Mercoledì? Vi bacio ragazze. Quando è che dobbiamo vedere Enrico, visto che ci sono un sacco di ragazze calorose? Andiamo, no? Mercoledì, a che ora? Dove? Insomma, dalla mattina alla sera bisogna capire Tutto il giorno. Benissimo. Bisogna capire adesso. Che festone! Allora, se non ci sono altri messaggi, è il momento musicale è arrivato. Allora, al piano Luca Di Rubia. Prego, maestro.
pomeriggio musica di gran classe qui, non la solita chitarra, la gallina padovana. Non monate, dai. Non monadis, esatto. Ci voleva GP il momento musicale perché si sono sbloccati due risultati. Uno, la Triestina che è andata in vantaggio, ma ce ne parlerà dopo Antonello Grardi, perché prima c'è Pier Antonio Stella, anche lui con buone notizie. E allora, via subito a Mori per Mori Santo Stefano Sacilese, prego Pier Antonio. In vantaggio alla mezz'ora è segnato Buff, prese una punizione di Boscolo Pappo dalla tre quarti sinistra, pallone che arriva sul portiere che respinge con i pugni, Lesto, il difensore senegalese che realizza per cui il suo primo gol con la maglia biancorossa. Per cui quando siamo qui alla mezz'ora, adesso in questo momento 32esimo circa minuto della partita, Sacilese in vantaggio a Mori con un gol di Buff. Ecco, una domanda a Pier Antonio, in questa prima mezz'ora in Serie D, a parte il vantaggio dei biancoscudati e adesso anche della Triestina, non succede nulla. Lì la prima mezz'ora com'è stata? Prima mezz'ora abbastanza vivace, prima, ecco, devo ricordare che prima del gol Sacilese era stata vicinissima al vantaggio in due occasioni con sottovia, la prima gran destro dell'attaccante di Ventino che si è scagliato contro il palo alla destra del portiere, nella seconda occasione ancora sottovia, sempre di potenza, sempre dal limite, e questa volta invece nella circostanza è stato bravissimo il portiere del Mori Rossatti a alzare la palla sopra la traversa. Perfetto, grazie a Pier Antonio, naturalmente speriamo si incrementi il vantaggio per gli amici della Sacilese in quel di Mori, anche perché il Belluno sta perdendo e con i biancoscudati è difficile recuperare di solito e quindi si avvicinerebbe a quel terzo posto agognato che dovrebbe essere alla fine l'obiettivo della Sacilese per questa stagione 2014-2015. Vedevo Gemma impegnatissima, grazie a Pier Antonio, ovviamente linee sempre aperte per gli amici della Sacilese. Vediamo se abbiamo un altro collegamento prima di andare in pubblicità. Sì, perché il vantaggio è aumentato, lo sentiamo da Antonello Grardi. Benissimo, allora via subito a Rocco, Triestina Giorgione, mi sembra 2-0? Sì, confermo, noi abbiamo un signore che si chiama Rocco, San Daniele da Rocco, che oltre a essere un grande goleadore è anche un ottimo rifinitore, perché al 28esimo si inventa un'azione personale che poi Manzo concretizza e al 29esimo, quindi esattamente 60 secondi dopo, si ripetono la stessa accoppiata Rocco-Manzo, quindi doppietta di Manzo ma con due pregevoli azioni di Rocco che è un giocatore di altra categoria. Diciamolo chiaramente, per questa squadra è un gran lusso e per questa categoria è un gran lusso. Allora, mi sorge una domanda, no? Ma questo Manzo è mica parente di quel Manzo che era anche a Udine che stava con la Dorina Vaccaroni? Non credo, però mi informo, insomma un po' di sano gossip fa bene al mondo del calcio, no? No, perché a me risultava che fosse parente, perché avevo già chiesto informazioni, perché insomma di giocatori che si chiamano Manzo non è che sia piena l'Italia, no? Sì, infatti è vero. Però sai, è una cosa che poi mi parlerò con l'addetto stampa, che noi conosciamo. Intanto la Cristina, di nuovo ancora con Rocco che ruba il pallone, no, non ce la fa, ma è stato un attimo, c'è il difensore che lo marca, che è questo prossimi Alessandro, che è un 96, che stanotte, come qualcuno mi ha fatto notare, vedrà i sorci verdi, ma comunque, diciamo, per quanto riguarda Manzo mi informerò, poi parlerò con l'addetto stampa, con Gabriele, e glielo chiederò. Potrebbe anche essere, sarebbe un bel gossip, non parlare solo di calcio, no? Guarda che a proposito di gossip, c'è Enrico Pellizzari che vuole parlarti. No, volevo salutarti. Oh, signore Enrico Pellizzari. Ciao Antonello. Ciao Mi senti? Enrico. Mi senti? Sì, assolutamente sì, certo che sì. Bene, sono contento. Tutto a posto? Assolutamente, è dai tempi di Fantasy che non ci vediamo. Madonna! Si parla dell'822. Di quando avevamo i capelli grigi, Enrico. No, io i capelli non li ho grigi, parla per te. Non ce li hai. Ma ce li hai, Enrico. Scusa, attaccati alla TV per piacere, ce li ho. Non sono pettinato, ma ce li ho. No, era una battuta, Enrico. Qua intanto senti qua porconano che è una meraviglia, Benissimo, dobbiamo lasciarti perché mi ha segnalato che c'è un altro collegamento. Antonello, allora aggiornamento più tardi. Bellissima notizia. Ciao Antonello, ti amo anch'io. Ciao Enrico, ciao Enrico. Ciao. Aggiornamento quindi Triestina, confermiamo Triestina Giorgione 2-0. Gemma, che abbiamo ancora in linea? L'ultima buona notizia, ultima, la prima buona notizia da Fontana Fredda, però mi sembra che stiamo andando bene. Ci racconta tutto Maurizio Mazzon. Allora, se è una buona notizia, Maurizio, abbiamo forse già capito qualcosa. Sì, siamo andati in vantaggio dopo mezz'ora abbastanza equilibrata, dove però avevamo avuto un'altra palla gol clamorosa su una splendida giocata di Florian che aveva smarcato
a distanza ravvicinata Alcantara, il portiere è riuscito a neutralizzare, però invece alla mezz'ora al 31esimo su sviluppi di un calcio d'angolo, una splendida incornata sempre di Alcantara, ci ha portato in vantaggio, meritatamente in vantaggio, insomma, ecco. Benissimo, bene, allora in bocca al lupo naturalmente tutte le squadre friulane in questo momento e giuliane stanno vincendo, a parte il pareggio in questo momento di Tamai e Cras Repin, avanti così, poi magari anche a me farebbe bene, no Maurizio, un pareggio tra Tamai e Cras? Sì, no, certo, no, beh, oddio, sarebbe meglio forse che vincesse il Tamai, perché così lascia il Cras nei bassi fondi, sì. ma voglio dire, non è un risultato, cioè oggi vincendo noi con l'Indegnago facciamo veramente un grosso passo verso Sì. Perfetto, grazie Maurizio, ci sentiamo più tardi, allora andiamo a ricapitolare quelli che sono... Grazie mille, a ricapitolare quelli che sono i risultati della Serie D. Pensate, non era successo niente fino al 30esimo, è successo di tutto in 5 minuti. E allora Zicampo Clodiense 0-0 a Belluno, Bianco Scudati Padova a Belluno 1-0, Fontana Fredda Legnago 1-0, Mezzo Corona Drò 0-0, Monte Belluna La Fenadora 0-0, Mori Santo Stefano Sacilese 0-1, Tamai Cras Repin 0-0, Triestina Giorgione 2-0, Union Pro Alto Vicentino risulta ancora 0-0. Io direi ci fermiamo per la pubblicità. Io saluto Enrico, prego Enrico. No, volevo farti una domanda personale. Assolutamente, poi sei mica andato a fare un casting per la TV di Signorini tu, no? No, io no, non mi vogliono, sono troppo bello. No, a parte quello, no, perché, visto che stai tentando di introdurre il gossip nella trasmissione, non c'è mai stata fino ad oggi. Qua non c'è mai stato il gossip. Ecco, quindi. No. Che trasmissione guarda di solito? No, ma anche c'è partecipato, qui si parla solo esclusivamente di calcio. Sì? È sempre stato così, no? Per quello che mi inviti? Beh, ovvio. Anche perché siamo Aspetta, grandi amici. A che ora comincia la partita? Alle 15:15 oggi. Perché, allora, adesso voglio un tuo commento prima della pubblicità, no? Fanno la solidarietà ai giocatori del Parma che quest'anno, sai che il Parma va male, sta saltando per aria, non hanno i soldi neanche per andare in trasferta. Allora, questi poveri disgraziati, no? Di giocatori di Serie A che veramente non sanno come unire il pranzo con la cena, 15 minuti di solidarietà per i giocatori del Parma che anche loro non sanno come unire il pranzo con la cena. E non credo neanche gli abbia dato gli 80 euro. Non so se, ma potremmo chiedere a Renzi se dà a questi giocatori gli 80 euro al mese in più. Perché io non ce li ho. effettivamente, poveri ragazzi, no? Potrebbe essere un'idea questa. Ma noi non facciamo politica e allora è il momento di fare una pausa, ci vediamo tra pochissimo, comincerà Cesena Udinese se Dio vuole tra 8 minuti. Abbiamo la signora della domenica che la segue per noi e il commento a insgabellare. Ma insgabellati, bello insgabellare. Insgabellare. Ce l'hai lì, guarda. Sì, ho guardato con la coda dell'occhio. Ecco. E naturalmente, come al solito, Daniele ci aiuterà nel commento tecnico perché lui sa di calcio, ma soprattutto Enrico Pellizzari che è assolutamente un appassionato di Udinese, sa tutti gli schemi, va a cena con Stramaccioni per dargli le sue idee, no? Su come schierare la squadra. Mi ha chiamato anche prima, guarda, mi ha chiamato 10 minuti fa, ma stavo venendo, per quello ho fatto tardi. Per quello hai fatto tardi, perfetto. Tutto allora Eva, tutti cosa gli schemi facciamo? oggi. Andiamo in pubblicità e ci vediamo fra pochissimo. Balliamo anche un po'? Prima giochiamo o no? Ma sì, giochiamo dai prima. Dai, giochiamo Io ho un po' di voglia di ballare con te adesso durante la pausa. Va bene, allora faccio in frettissima. Fai in Allora, ricordiamo le due partite. Cesena Udinese, Sassuolo Lazio. Sì. E se indovinate il risultato di queste partite vi portate a casa 6 bottiglie all'etichetta Pascià, 3 di bianco e 3 di Merlot. Secondo me, Gemma, potremmo fare un ulteriore premio. Cosa dici? Aspetta che la coinvolgiamo. Allora, sì. A seconda dei gusti, se i maschietti indovinano 1, X o 2 il gioco, a seconda dei gusti si portano anche a cena o Eva o Eleonora. Cosa dici? Cioè, tu cederesti la tua Eleonora a qualcuno che vince? Per lavoro, questo e altro, per il successo del programma. No, ma assolutamente. Ma ti ricordo che Eva è single Sì. e quindi Eleonora poi succedono Ma per omicidi. lavoro... Per lavoro si fa questo e altro. Ricordati che io e te dobbiamo andare ancora a We Love Sushi. Insieme. Sì, è vero, a trovare Jacqueline. Poi è lui che controlla i risultati alla fine. Secondo me, casualmente, vince uno che gli assomiglia al suo gemello. Io non gioco, hai tu il mio telefono, come faccio a giocare? Con cosa gioco? Sì. Va bene, allora andiamo a fare questa piccola danza io e te. Ci sto, vediamo Benissimo. come se la cava, dopo vi racconto. Sì, con i piedi pestati. Ci vediamo tra poco.
L'altra domenica diventa l'altra serata, un nuovo spettacolo ed una nuova trasmissione da vivere tutti insieme. Mercoledì 4 marzo, Ristorante Adriatico. Le splendide voci di Irene Guglielmi e Serena Rizzetto. Sfilate di moda con le nuove collezioni Intimo e Moda Mare. La danza, il cabaret. Presenta, e non solo, Enrico Pellizzari. Mercoledì 4 marzo, ore 21, Ristorante Adriatico. E su TPN Telepordenone, domenica 15 marzo, ore 21:15. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Megit Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Megit Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Narduzzi Mobili, ultimi giorni, ulteriori ribassi, sconti fino al 70% su cucine, soggiorni, camere, camerette, divani, bagni e complementi. 3.000 metri quadri di pure occasioni. Ultimi giorni, ulteriori ribassi. Dalle Narduzzi Mobili a Domanins, Rauscedo, aperto anche la domenica. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. The feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real.
eccoci signori, siamo ritornati l'altra domenica. Vi devo annunciare una cosa. signora. GP balla malissimo, Vero? malissimo, Sì. malissimo. Ti ha Dovrete pestato i trovare piedi? Come? Ti ha pestato i piedi? Non solo, quindi dobbiamo trovare un'altra attività sportiva per lui. Ce l'ha già. Ne ho già una Da io. banco, ancora. Un'altra più utile. È più utile di così, contribuisco al consumo dell'ottimo vino friulano e Fai della girare birra. l'economia. Faccio girare l'economia, più di così cosa vuoi da me? E fa girare qualcos'altro a noi, vero Eva? Benissimo, andiamo avanti perché c'è un inviato molto speciale dal divano di casa sua, Roby Visentin, che ci parla che ci sta guardando, finalmente può godersi lo spettacolo di belle donne anche lui. Benissimo. Allora, per UFM Monfalcone che non gioca, ma come facevamo a non avere i collegamenti con l'eccellenza? E allora abbiamo detto, adesso che abbiamo i nostri amici che ci collegano la domenica, anche e vediamo dove sono. Dal divano di casa sua, Roberto Visentin, buon pomeriggio Robby. Proprio disteso sul divano di casa mia. Proprio disteso. Senti, ma ti sei portato il chiosco Beato ti sei portato il chiosco in salotto? No, il chiosco oggi si è spostato con la squadra che gioca nel nostro stesso campo, una squadra di seconda categoria, la Romana di Monfalcone, che gioca alla finale del torneo, come si chiama, non la Coppa Italia ma la Coppa Regione di seconda categoria. Certo. Quindi il pulmino si è spostato da quelle parti. Ecco, ti fermo un attimo perché nel frattempo Cesena Udinese sono al centrocampo, dopo questi 15 minuti, e voglio chiedere anche a te un parere, ovviamente, dopo questi 15 minuti che tutte le squadre in Serie A stanno questo mini sciopero, no? Per la solidarietà, sentite la minchiata, nei confronti dei giocatori del Parma, no? C'è Doveri che arbitra, Doveri, brutti ricordi i tifosi dell'Udinese con questo arbitro, speriamo che oggi non sia proprio come altre partite. Cosa ne dici, questi poveri ragazzi, no, che guadagnano poco all'anno, che si sono fatti questi 15 minuti di solidarietà, Roberto? Io una piccola parte l'avevo già anticipata domenica, quel mio commento sul discorso di Parma che doveva giocare contro l'Udinese. Io credo che però tutto sommato non sia proprio i destinatari di questa protesta sia solo il discorso dei giocatori, perché c'è tutto anche un qualcosa che ruota attorno al mondo del calcio, quindi parliamo dei magazzinieri, parliamo degli addetti ai pulmini, parliamo di tutto questo qua. Io credo che tutto questo che è successo a Parma sia come dire, la parte forse amplificata di tutto quello che succede nei campionati magari minori, parliamo della Serie C, dove ogni anno 2, 3, 4, 5 squadre falliscono per un motivo o per l'altro. Io credo solo che il problema sia proprio di un mancato controllo o quantomeno di un cattivo controllo della situazione a inizio anno, perché guarda, noi sapevamo dei problemi del Parma e noi siamo una squadra che non c'entra niente con il calcio professionistico. Noi avevamo saputo dei problemi del Parma a luglio, sì, da voci così ricorrenti eccetera, quindi evidentemente se lo sapevamo noi a Monfalcone non vedo perché non lo dovessero sapere a Roma, chi è preposto proprio a questo. Certo. Io credo che il problema nasca proprio da lì, io penso che sia stato proprio un mancato controllo della situazione. Bene. Senti, il tuo pomeriggio non lo conosco, però qualche motivo sicuramente c'è. Il tuo pomeriggio cosa prevede a parte disteso sul divano? Ma credo che il massimo mio lavoro oggi sarà quello di usare il mio dito pollice per invertire il canale, tutto questo. Un pomeriggio. Comunque, ho sentito parlare del tuo campionato di sollevamento ottavi, Esatto. dove stai eccellendo. Bellissimo. Sono abbastanza imbattibile, devo dire. Sì. Ecco. Beh, lo sai, vi ho schiantato tutti l'anno scorso a Monfalcone, quindi sì. Cosa hai fatto tu? È stata una vittoria clamorosa l'anno scorso quando sono venuto a Monfalcone, dai. Clamorosa vittoria da parte nostra. No, da parte mia. Adesso dai, sì obiettivo, lo so che tu sei particolarmente... Allora mettiamola così, vittoria tua e del tuo carrozziere anche. No, carrozziere, del ragazzo che guidava la macchina. Ma dopo mi hanno detto che hai avuto qualche difficoltà nell'entrata per entrare in garage, sai che si stringono di notte i garage, c'è umidità, no? E si stringono. Lo so.
Va bene, grazie Roberto, a domenica prossima. Ciao a voi, Ciao. grazie a tutti, buona trasmissione. Grazie. Allora, è cominciata Udinese-Cesena, cara la mia Eleonora, siamo al terzo minuto, 2 rotti. Già un'azione dell'Udinese in attacco. Sì. È l'Udinese che sta giocando, sta diciamo cercando di fare la partita contrariamente al solito, no? Che l'Udinese invece aspetta la squadra avversaria, invece è partita ancora in attacco l'Udinese. Ma sono partiti veloci proprio, gran bagarre a centrocampo devo dire, qualche affondo giustamente, vediamo, sembra equilibrata per il momento la partita. È stata proprio dopo un minuto un'azione Terò di Natale l'ha controllata male e la palla gli è sfuggita sul fondo. Comunque GP, Prego. non abbiamo ancora detto nulla del match dell'ora di pranzo. Com'è finita no, Cagliari-Verona? Si parlava di cose molto più interessanti. Allora, vediamo la giornata di Serie A, prego Leonora. Allora, abbiamo già detto che ieri hanno giocato Chievo-Milan che è finita 0-0. Alle 12:30 hanno giocato Cagliari-Verona che è finita 1-2 con gol di Toni, Gomez e Santi al 90°. Adesso alle 15:15 sono iniziate Atalanta-Sampdoria, Cesena-Udinese, Palermo-Empoli, Sassuolo-Lazio. Ovviamente il Genoa col Parma non giocano, la partita è stata ufficialmente rinviata. Alle 18 giocheranno Inter e Fiorentina, quindi GP se vuoi io per l'aperitivo sono libera, visto che l'Inter gioca alle 18. Mi dispiace, ho un impegno con la Gemma, io al Pascià l'aperitivo al Pascià di Casarsa che è sempre stato fatto, se vieni con noi a Casarsa volentieri, altrimenti niente da fare. Alle 20:45 toccherà Torino-Napoli e lunedì alle 20:45 si giocherà Roma-Juventus. Ecco, quella è veramente la partita di cartello di questa 25esima giornata di Serie A, in quanto appunto Roma-Juventus, prima la Juventus, seconda la Roma 9 punti, secondo me domani sera verso le 22:45 la Juve avrà 12 punti, ma non perché sono juventino. Prego Gemma. Allora c'è sempre Dennis che ci scrive per Eva, dice Eva anch'io sono single e poi anche un TAT. Che se non ricordo male è un ti amo tanto, a meno che non abbia... Una compagnia telefonica TAT, Enrico. Ah no, è AET. Attenzione. Eva non dice nulla? Lo ringrazio, gentilissimo, addirittura che mi ami, mi sorprende, però va bene. Non è che c'è un inciuccio qua di cui non ci hai raccontato nulla, GP? Ma cosa vuoi che sappia io di Eva? Non so se tu che ci parli con lei durante la settimana, No, vi con lei sentite durante per la i settimana briefing. non ci siamo mai sentiti. Stamattina mi è arrivato un SMS alle 7 e sto andando a dormire. Ah, ok. Basta. Gemma, scusa, se ti mando un messaggio col mio codice fiscale, mi dai tu l'interpretazione? No, allora, sono esperta di quelle TVB, TAT, sono Vabbè, TVB è una roba degli anni 80, dai. Ma sì, ma TAT allora Dennis per favore dici cosa ci significa, perché io così io ho 17 anni mentalmente, Enrico, quindi sono figlia di Mozza. Così tanti? Allora c'è un altro messaggio che dice Daniele Parisi, sei un grande del tuo collega maestro Daniele. Oh, Daniele. No, apriamo un dibattito. Cioè, chi insegna danza si chiama Daniele, a prescindere. Se non ti chiami Daniele non puoi insegnare. Ciao Daniele. Guarda, oggi come oggi se non ti chiami Daniele non conti niente. Vedo, mi chiamo Giovanni, infatti. Daniele Rosella, ciao Daniele. Daniele Rosella. Sono Codice loro, fiscale? la coppia, sono una coppia. La coppia. Codice fiscale non lo so. RSL, DNL. Poi c'è un altro messaggio molto carino che dice ciao, sembra proprio di stare in famiglia con voi, complimenti e complimenti alle bellissime ragazze in studio. Adesso la mia domanda è questa. Sì, ho capito, no, ma che qua famiglia ha questo? No, ma a parte quello. Dai! Cioè, spiega per favore al telespettatore medio che questo non è un luogo... Grazie, sei carinissimo. Non è un programma per incontri. Sì, perché come ci stiamo muovendo oggi? Allora, cioè, non è che se scrivete un messaggio combinate qua. No, allora, no, che sia chiaro, per chi magari si fosse messo solamente alla visione, no? Come diceva Nicola Farosio, in questo momento qua, a parte lei, sono tutte impegnate, quindi siete... Ah no, c'è anche la Gemma libera, perché Galina Vecchia fa buon brodo. Ho smesso. Hai smesso? Ho smesso, sì. Mi sono data i tatuaggi adesso. Salutiamo anche Antonio, che è lui non è l'unico che ha giocato al nostro gioco, ma è l'unico che si è firmato. Salutiamo anche gli altri che stanno continuando a giocare e anche ecco. Antonio. Non ha fatto Enrico non ha fatto i pronostici. Allora, vediamo le partite dell'1x2. Perché sì. lui ha sempre vinto questo gioco, poi ovviamente i nostri ospiti non portano la casa piena di oggetti, infatti. La casa piena di oggetti. Inutili. Enrico, Cesena Udinese. Cesena Udinese 7-5. 7-5? Cos'è? Federer, Djokovic? Non è tennis? È calcio, è calcio. Poi Sassuolo Lazio.
Sassuolo, Lazio, secondo me vince Sassuolo. Sassuolo? Sassuolo vince 2-1. Quindi 1-1. No, 2-1. No, ma nel senso anche hai detto vince 1-1 vince Cesena, quindi 1. Ah, 1, ok. Sì. Sei l'unico che ha dato Cesena vincente qua. Cos'è 1? 1 vince Cesena. Ah. X pareggio, 2 l'Udinese. E ovviamente Napoli secondo estratto? Non lo so. Gemma, ok. Napoli secondo estratto? Non lo so, però Dennis mi ha risposto TAT vuol dire ti amo tanto come dicevo io. Abbiamo una 30 e rotti anni. 17 anni di testa, che allora? ha 17 Sei anni. invidioso? No, guarda Sì, proprio. ma Gemma, scusa, Gemma ha 30 anni del 98. Quindi... Non lo so. No, lei dovete sapere che tra poco, tra Grazie parentesi, Daniele comunque. tra poco è il compleanno di Gemma. Anche Tra il un mio. bel po'. Fine mese, dai, insomma. E è bello che lei ogni anno, quanti anni compi? 18. Ma 6 anni che la conosco. Io sai che dall'anno scorso ho come deciso tutte che... le donne. dall'anno scorso non faccio più gli anni. Hai smesso? Sì. Hai detto basta. Mi piace la cifra tonda e quindi sono... Ah, sei andato a cifra tonda? Sì, 30. La risposta è giusta, è che siamo dei ventenni con tot anni di esperienza. Esatto. Ma io di solito festeggio l'anniversario dei 18 anni. Quello è il mio compleanno. Diversamente anziano. Insomma, Andiamo avanti. Nel frattempo il mezzo colore in Serie D va in vantaggio sul Dro e allora li vediamo Sul drone? sul Dro, una bellissima località sopra il lago di Garda in Trentino Alto Adige, molto molto bello. Si imparano tante cose qua. In Serie D si trovano dei posticini. Sai cosa? Potresti inserire anche le cartoline, quelle di una volta. Sarà un'idea. Gemma, Della per cortesia, località. ricorda una bella idea di Enrico Pellizzari, ricorda la relazione di Pordenone, quando parliamo delle località facciamo le cartoline, come una volta la Rai quando faceva Intervallo, esatto. la Rai. Che però non era bello perché era in bianco e nero quella volta, ti ricordi? Erano più belle, dai. Più bello in bianco e nero. Ti giunga un fresco saluto da questi monti. Esatto, allora Scrisse vediamo, mio papà, mia mamma. vediamo quando... sono finiti i primi tempi in Serie D naturalmente, allora vediamo Attenzione, attenzione. Inserimento in area, attenzione. Niente. Cercava l'incrocio dei pali. Vedi che Tramaccioni non mi ha seguito perché gli ho detto metti la porta un po' più in là. Bel inserimento comunque. L'inserimento dell'Udinese. Allora, vediamo i primi tempi della Serie D. E poi chi gli ha detto di farli giocare con quelle maglie lì? Lo sponsor, credo. Guarda, abbiamo Udinese Academy dietro la tua schiena, adesso le chiediamo... Gli ho detto mettili in campo con le maglie fucsia che fai più bella figura. Non abbiamo ancora provveduto. Quella è la Juve che è la maglia rosa, non l'Udinese. Ho detto fucsia. Vabbè, rosa. No, rosa, no. Fucsia, rigorosamente fucsia. Hai capito perché io sono venuta con la maglia fucsia? Perché Vedi lui ha così. detto venite con la maglia fucsia Ben e... fatta. vedi? Ti amo. Ok. Quindi lei ha seguito gli ordini che ha dato a Stramaccioni e Stramaccioni no, questo è gravissimo. Secondo me sì. Allora dobbiamo chiamare Giampaolo Posto e dirgli qualcosa, perché Sono veramente che Stramaccioni offesissimo. non segua gli ordini di Enrico Pellizzari. E la Mazzari sì. La Mazzari invece le segue, vedi? Ah, sei tu la Mazzari? Direi di sì. Allora, vediamo se riesco a darvi i primi tempi della Serie D, così en passant, ogni tanto parliamo anche di questo. Allora, Anzichiampo Clodiense 0-0, Belluno Bianco Scudati Padova 0-1, Fontana Fredda Legnago 1-0, Mezza Cronadro 1-0, Montebelluno alla Fenadora 0-0, Mori Santo Stefano Sacilese 0-1, Tamai Cras Repen, difficile da dire sto nome, 0-0, Triestina Giorgione 2-0 e Union Pro Alto Vicentino 0-0, vediamo se è vero. Ci siamo, dai che segniamo, dai, siamo qui, eccoci, dai, lotta. Allora, correggo il risultato, Arzichiampo Clodiense 0-1, quindi tutto il resto confermiamo, anche oggi è strano che l'Alto Vicentino a Mogliano stia solo pareggiando 0-0, l'Alto Vicentino sta veramente facendo non benissimo queste ultime partite. Sappiamo che è campionato amatori? No, quelle no. Ammogliato? No, Ammogliati no. A Mogliano, scusa. Per il prossimo anno lo farà la Gemma quello. Prego Gemma. Non ho capito cosa stavate Non dicendo. importa, andiamo Parlavamo di avanti. calcio, non ti preoccupare. No, è arrivato un messaggio per Eleonora, dice Eleonora sei fantastica, vai, i tuoi fans, secondo te i tuoi fans, quelli più numerosi, da dove possono arrivare? Mamma e papà? No, il paese dico, il paese. Taipana? San Vita al tagliamento. Brava! Benissimo! Ecco. Ciao ragazzi. Sì. E saluta anche Daniel che Anche immagino sia il Daniel capo ovviamente. no? Ma potremmo invitarlo una volta qui Daniel? No? Sì, beh, quando non gioca la San Vitese. Vabbè, oggi non giocava. Oggi, Ci siamo vedi? dimenticati, che sfiga. Gemma. Ringrazio Dennis, ma non so chi abbia scambiato per me, dice Gemma fisico da 10+. Cosa? Avete capito qualcosa di questo messaggio? È arrivato questo messaggio da Dennis, dice Gemma fisico da 10+. Chi? Allora, scusa, Appunto. io Chi è il soggetto? No, io Gemma. vorrei fare... Gemma.
virgola. Fisico da 10+, penso mi abbia scambiato per qualcuna delle Per me? bellissime donne, Per chiunque sia. No, ecco, ho detto donne, Enrico. In realtà sappiamo che è un tuo ammiratore segreto che ti vede spesso. Ma se quello non che lo ama sappiamo. Ma possiamo fare una campagna sulla completezza dei messaggi, per piacere? Altro che famiglia! Allora, no. Scusami, allora, oggi ti danno l'abbonamento con messaggi infiniti, hai WhatsApp, hai iMessage, ma perché bisogna abbreviare? Che cosa vi costa mandare una lettera in più? Un verbo, un Ma lei ti congiuntivo? sta facendo un complimento, tu lo stai massacrando, povero. Ma non si capisce a chi? No, a me, dice Gemma, forse mi ha scambiato per E una... lì è l'errore. Ma no! Vabbè, e un altro messaggio dice: ma trasmettete dalla piazza di Ovoledo? Alessio di Pordenone? Sì, assolutamente. L'hai capito? No, adesso vorrei vedere chi l'ha capita. Scusa, Enrico ascolta. Perizzani l'ha capita. No, scusa, Stai zitto. Gira la telecamera, fai vedere il campanile, per piacere. Allora, Non l'ho capita, no. non l'hai capita? Cosa significa se trasmettiamo dalla piazza di Ovoledo, Mazzari? No, silenzio, prego. No, questo è un test importante per capire la cultura che abbiamo sulle nostre tradizioni radicate in Friuli Venezia Giulia. Ovoledo è famosissima. Cartolina, La cartolina di Ovoledo, Enrico, la cartolina di Ovoledo. Guarda, sta succedendo di tutto in Serie A, ci sono stati 18 gol. Ecco, quindi Eleonora Mazzari non sa perché Non ne la ho piazza la di più Ovoledo. pallida Vediamo idea. Sara. Perché stiamo trasmettendo dalla piazza di Ovoledo? Che sagra c'è a Ovoledo? Non portale, che già Ma stai... dov'è Ovoledo? In provincia È in provincia di Pordenone, Ovoledo da sempre. Ah, davvero? Non l'ha spostata, sempre lì. È sempre là. Ma io e Sara siamo furlane, cioè devi capire. Perché la provincia di Pordenone invece è in Albania. Vabbè, no? ma Sì, siamo Ovoledo, furlani. intanto Leali ha fatto una Nel parata. frattempo Leali para. A chi? Ha preso la palla. Ha preso la palla, sì. Sempre A chi? 0-0 Udinese e Cesena, ovviamente. Se c'è qualcosa di serio ve lo raccontiamo. Quindi Sara non sa cosa è Ovoledo. Sharon, tu devi sapere cosa è Ovoledo. La tua mamma ha già capito tutto. La mamma è la mamma. La mamma è la mamma, benissimo. Veronica, non puoi deludermi. Tu sei di Cordenos, da Cordenos a Ovoledo si va in bicicletta, eh? Sto cercando qualche suggerimento. Si mangia. Sarà la saga della gnocca. No. C'è già- vicino, per cortesia. Se non è una è l'altra. Francesca. dai. Che La botta, della oh. patata. Faccio un applauso a Francesca che ha indovinato cosa succede a Ovoledo. C'è la sagra della patata. Le patate più buone in Friuli Venezia Giulia sono a Ovoledo. Davvero? Assolutamente. Bisogna passarci, poi sei vicino a Confermo, Pordenone, io non ti confermo. dico neanche sapevo dove. E dai, beh, insomma, è un po' famosissima. come la casalinga di Voghera, non è che... Beh, ma insomma, Ovoledo è famosa in Friuli, no? che ti devo dire? Sì, è come dire che a Zoppola c'è la sagra dei gamberi, eccetera, eccetera, no? Non è colpa mia, sono tradizioni friulane. Quando l'ho portata su un prato carnico, Cosa c'è proprio? dopo le ho detto sei una zoppola. Allora, Gemma. Abbiamo chiarito il malinteso con Dennis, ovviamente una volta che mi arriva un complimento è per un'altra, è per Eleonora. Ecco, perfetto. Sembrava strano comunque. Sì, ma Dennis è sempre quello prima di Eva? È sempre lui. Ah, lui sta buttando ami a destra e a sinistra. Comunque io vorrei interrompere perché veramente è successo qualcosa. Prego. L'Atalanta è passata in vantaggio al 16° con Stendardo. Quindi abbiamo Atalanta 1, Sampdoria 0. Che tu sai naturalmente che Stendardo una volta era... Alla Triestina. No, all'Udinese. Va bene, non importa. No, ce n'era anche una alla Io vorrei fare Triestina un però. commento tecnico. Prego. Secondo me Stramaccioni è veramente un gran bell'uomo. Benissimo. Anche sua moglie non scherza niente. Lì volevo arrivare. Sapevo, l'abbiamo anche fatta vedere. C'eri proprio tu quella volta che abbiamo fatto vedere Andrea Stramaccioni insieme a sua moglie. Sì, esatto. E possiamo trovare una foto di... Di Andrea Stramaccioni o di sua moglie? No, della patata di Ovoledo. La patata di Ovoledo non so se se la fanno a... comunque ne abbiamo tante qua di Cordenons. Tu sei Francesca di San Vito Tagliamento? Di San Vito Tagliamento? Ma San Vito è una fucina, A parte che io conosco tantissime persone a San Vito Tagliamento, io trovo che ci sia una congiunzione astrale tale per cui le persone che hanno più problemi di mente vengono da lì. Cioè, tutti quelli che conosco io non sono a posto con la testa. Scusa, adesso ho capito perché GP vuole trasferirsi a San Vito, non perché è una bella città. Ma perché si trova bene come ambiente. Sì. Allora, nel frattempo viene ammonito un giocatore del Cesena. Brutta entrata. Sì, non è proprio una bella entrata. No, secondo me no. È bello che viene ammonito lui. Gamba tesa, dritta. Gamba tesa tutti e due comunque.
Sì, però lui è entrato più deciso, sì, con la gamba più dura. Che pericoloso. Mudingai, ha ammonito Mudingai, tra parentesi si è fatto male Mudingai nello scontro, che è stato anche ammonito. Bene, io direi che facciamo una pausa, poi rientriamo con la grande musica del nostro maestro, che ho sbagliato prima di chiamarlo. Luca Di Rubba, perdonami maestro. Come l'hai chiamato, scusa? Rubbia. Che è un'altra cosa. Era un complimento però. Lo so. Però tra Rubbia, poi vedremo gli highlights di Pordenone Arezzo di ieri pomeriggio, una bellissima partita a cui ho avuto il piacere di assistere, con collegamento naturalmente con Moreno Burlina, ossia il capo del Pordenone Fan Club Caffè Nogaredo. Poi avremo, e qui interverrà un uomo di mondo, un uomo di cultura musicale incredibile come Enrico Pellizzari, questo canto famosissimo oramai dei tifosi del Pordenone a Cremona, che ha sconvolto il web, i ben pensanti e quant'altro, cantato sulla base di una canzone che io e te abbiamo suonato un sacco di tempo quando eravamo ragazzini. Mi devo documentare. Dopo l'ascolti, capisci subito. Ecco. Però adesso andiamo a fare un giro di valzer. Ci sto, vediamo se hai fatto qualche progresso. Sì, vediamo, ci vediamo tra pochissimo. A presto. L'altra domenica diventa l'altra serata, un nuovo spettacolo ed una nuova trasmissione da vivere tutti insieme. Mercoledì 4 marzo, Ristorante Adriatico, le splendide voci di Irene Guglielmi e Serena Rizzetto, sfilate di moda con le nuove collezioni Intimo e Moda Mare, la danza, il cabaret, presenta, e non solo, Enrico Pellizzari. Mercoledì 4 marzo, ore 21, Ristorante Adriatico, e su TPN Telepordenone, domenica 15 marzo, ore 21:15. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Megit Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Megit Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Narduzzi Mobili, ultimi giorni, ulteriori ribassi, sconti fino al 70% su cucine, soggiorni, camere, camerette, divani, bagni e complementi. 3.000 metri quadri di pure occasioni. Ultimi giorni, ulteriori ribassi. Dalle Narduzzi Mobili a Domanins, Rauscedo, aperto anche la domenica. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. The feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. You give me that love, real love. 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 You give me
benvenuti l'altra domenica. GP ci ha raggiunto al volo. Che emozione ballare con Eva, mamma mia. Grazie. Guarda, non Ammonito. Ammonito un giocatore dell'Udinese. Non so, ammonito, ho visto il cartellino giallo. Adesso Eleonora, tu che segui? Eleonora, sei appena rientrata, un secondo, dammi un attimo di ambientarmi in questo, di riattivare tutta la mia tecnologia. Che nel frattempo, buone notizie dalla Serie D, vediamo se abbiamo il collegamento, non ce l'abbiamo, allora lo dico io, il Fontana Fredda ha raddoppiato sul Legnago, quindi Fontana Fredda 2, Legnago 0, vediamo se avremo poi il collegamento con Maurizio Mazzon, l'unico risultato variato in Serie D per quanto riguarda le nostre formazioni del Friuli Venezia Giulia. Allora ricapitoliamo la Serie D quando siamo giunti al 10° del secondo tempo. Arzicampo Clodiense 0-1, Belluno Bianco Scudati Padova 0-1, come dicevo Fontana Fredda Legnago raddoppio 2-0, Mezzo Corona Drò 1-0, Montebelluna La Fenadora 0-0, Mori Santo Stefano Sacilese 0-1, Tamai Cras Repen 0-0, Triestina Giorgione 2-0 con doppietta di Manzo, quindi è un doppio Manzo, ecco, e Union Pro... Posso dire la battuta di prima? Prego. No, è che se scendevo sulla fascia e poi facevo un traversone era una tagliata di Manzo. Esatto, bellissima, okay, Union Pro Alto Vicentino. Mi dispiace, scusate. Union Pro Alto Vicentino. Bella questa. Bella. Union Pro Alto Vicentino 0-0, la tagliata di Manzo. Ti è piaciuta, Gemma? Sì, a me è piaciuta. Non dirmi che magari c'è stata la tagliata di Manzo, ti vedo col microfono. No, nel senso che c'è un collegamento, no? Scusa Giovanni, ma in campo qua fioccano cartellini gialli. Ammonito anche Cappelli. Fioccano. Capelli. Siamo già a 6-7. Capelli è il giocatore del Cesena. Comunque era Ertò prima ammonito per l'Udinese. Ertò ammonito, va bene. Sì, io ho detto a Maurizio prima, voglio che mi chiami solo segnate e direi che ha portato bene questo tono perentorio. C'è Maurizio, allora, infatti. Raddoppio per il Fontana Fredda, raccontaci tutto Maurizio. Niente, appena iniziato il secondo tempo abbiamo avuto di un calcio di punizione dal limite defilato verso la fascia sinistra. C'è stata una splendida pennellata di Donizzo e intervenuto di testa Ortolan che ha insaccato a fil di palo un bellissimo gol. Senti, ma forse speriamo quella quasi della sicurezza della vittoria, insomma. Ascolta Maurizio, per sentirti entusiasta in un collegamento, cosa dovete fare? 7-8-0? No, stai attento. Io sono proprio vecchio di questo sport qua e credimi che ne ho viste di tutti i colori, quindi prima di lasciarmi andare a farci entusiasmi aspetto che ci sia la matematica certezza di questa permanenza in categoria, poi mi sentirai entusiasta. Naturalmente sto scherzando Maurizio, lo sai come siamo fatti qua, certo, no? ci mancherebbe è che in effetti un po' per scaramanzia, un po' per lo sai come funziona, cerchiamo di stare tranquilli, insomma, ascolta, non ci hai fatto ancora è un po'... Mi sembra strano che non ci hai fatto ancora una battuta sull'arbitro, che sei sempre abbastanza colorito sull'arbitro tu. No, ma gli arbitri, allora c'è stata quella domenica, ci sono state un paio di domeniche che abbiamo avuto un paio di arbitraggi che sicuramente non erano idonei alla categoria, dico io, non mica che erano contro di noi. Un arbitro quando è male, poi quando alla fine scontenta tutti, avversari sì, noi e anche gli avversari. C'è un paio di arbitri che hanno fatto sicuramente male, ma diciamo che in linea di massima i direttori di gara fino ad adesso insomma, sono stati sicuramente più che positivi, dai. Ecco. Senti, dell'arbitro di oggi, la moglie la conosci bene? Non so, era Chivasso, non ho giri così ampi. Ah, ok, va bene, no, era per sapere. Senti, hai visto per caso ieri Pordenone Arezzo, Maurizio? No, però ho sentito Fabio e ho sentito entusiasta, so che hanno fatto una grandissima partita. Io gli ho dato i miei complimenti perché sono convinto che il lavoro alla fine paga e lui lo sa meglio di me. Ma a parte la grande prestazione, soprattutto mentale e fisica del Pordenone, che ricordiamo è rimasto in 10 dopo 30 secondi, che non è però un record, poi vi svelerò qual è il record per essere pronti via espulsi. Adesso. No, tra un po', perché tra un po' abbiamo Moreno Burlina e vedremo anche gli highlights avremo del Pordenone Arezzo. Ancora due cose da chiedere. Cosa ti ha detto dell'arbitro Proietti di Terni, Fabio? No, non alimentiamo ancora di più. Adesso queste è una gara che hanno vinto e gli arbitri purtroppo qualche volta non fanno bene il proprio operato, però bisogna fare, ci sono e dobbiamo tenere. È chiaro che questa è per loro una vittoria che gli dà una grossissima morale, una grossissima voglia poi di riprendersi tutto quello che gli hanno tolto fino adesso. Sì, questo hai assolutamente ragione. Ha fatto qualche commento sul guardalinee donna?
No, Fabio no. No, Fabio su queste cose è un signore, ci mancherebbe altro. È la moglie dell'arbitro comunque. No, è una signora di Seregno, mi sembra. Mi prendi sul serio? Attenzione, parata, insomma. Carnesis la blocca al centro. Ferma, ma... De Frel che è pericoloso. Gioco molto falloso, gioco maschio si sta. Gioco maschio a Cesena, sì. Sì, un altro cartellino giallo per il Cesena, per Magnusson, non lo so pronunciare. Magnusson sarà perché è danese, svedese già. Se va avanti così oggi possiamo chiamarlo a 50 sfumatori di giallo. Può essere, sì, può essere di sì. Maurizio, grazie mille, ci sentiamo naturalmente per altre buone notizie, va bene? Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Io prima ho intravisto degli abiti bellissimi. Degli abiti? Sì. Che rientra perfettamente nell'ottica della trasmissione. Come mai me lo spieghi un attimo? Poi più tardi, dopo le 16, vedrai cosa succede in questo studio. Ascolta, due cose. Sì. Possiamo richiamare Antonello Gherardi che mi fa ridere. Sì. E due, siamo usciti in pubblicità e hai detto che lui suonava. E infatti, se si accomoda il maestro al piano, perché nel frattempo leggiamo i messaggi. Prego maestro, siete accomodi che adesso... No, siccome mi ha promesso un... ma infatti, ma io ho i tempi, no? No, non ti eri neanche ricordato. No, ti eri dimenticato, di la verità. Ha una certa età Enrico, Va bene, prego. Allora c'è di nuovo complimenti per Eleonora, dice con Eleonora è proprio un'altra domenica in tutti i sensi. I fan di San Vito. Esatto. Anche perché io sono in vista Polpaccio, quindi è perfetto. E poi è arrivato un altro messaggio, anche se è una domanda che non si fa mai alle signore, comunque c'è Dennis che dice ma quanti anni hanno Eva ed Eleonora? No. Allora, Dennis, intanto, Dennis, guardami, Dennis. Allora, girati, laggiù c'è una padella, è piena di affari tuoi che ti devi fare, piena, proprio così. Allora, diciamo che l'età di Eva è facilissima perché è un numero ripetuto 2 volte, no? Un numero ripetuto 2 volte. 66. GP, tu renditi conto che io sono anni che mi impegno a falsificare la mia età anche nei social network e non sto scherzando, per cui questo dato è estremamente riservato. Posso portare a casa dopo mezz'oretta, ti prego, dai. Ti metti lì sul divano, mi dici 2 puttanate, dai. Ma perché pensi che mi abbiano presa qui? Ah, ecco. Beh, direi che siamo messi bene. Adesso però c'è un momento molto bello, perché abbiamo il nostro amico, diciamo bene, Luca Di Ruba, ricordiamo. Di Ruba è apostrofo di Ruba, no? No, certo. Scherzavo. Prego, maestro. Un po' diversa dal solito questa musica questo pomeriggio, giusto per variare, anche per avere grandi personaggi, ricordiamolo. Hai gradito? Hai gradito?
Voglio un tuo commento tecnico, ora, in questo momento. Quindi... Guarda, sono sempre così molto ammirato dal fatto che uno riesca a appoggiare le mani su questa cosa bianca e nera e riesca a tirare fuori dei suoni compositi. Come te, è talento. È talento. Io al massimo faccio il piccolo montanaro. C'era anche sempre per Elisa, ti ricordi? No, per Elisa non ho mai imparato, no. Ah, no? No, so fare quelle due cose. Per il piccolo montanaro diciamo che ne faccio un vanto. Ecco, allora in Serie D la Clodiense in pochissimo tempo triplica sull'Arzichiampo e quindi Arzichiampo Union Arzignano, come la volete chiamare, 0, Clodiense 3, quindi continua la marcia della Clodiense in testa alla classifica della Serie D. Gemma. Sì, dovevamo collegarci con Moreno Burlina per il fan club di Pordenone, però siccome stava dormendo è con noi Alvise oggi. Ah, c'è Alvise, benissimo! E allora pronto? Ciao, Alvise! Pronto Alvise? Sì, no, Alvise mi ha detto di salutarvi tutti, però era impegnato e non ha potuto rinunciare. Oggi ci sono i carri mascherati, quindi è andato a tirare un po' di coriandoli. Ricordiamo una bellissima festa in piazza della Vittoria a Cordenons, appunto c'è il carnevale di Cordenons che è molto molto bello. Io infatti vi ho partecipato 3 anni fa e per poter vivere ho smesso perché è una cosa allucinante, ma è molto divertente. Allora, nel frattempo vediamo gli highlights della partita di ieri, grazie regia. Moreno, insomma, una partita durissima, no? Grazie anche al signor... Molto dura. Ricordiamo il nome, perché bisogna sempre ricordare gli artefici, il signor Proietti di Terni con... chi era la signorina? La signorina era Martinelli o Hager? La guardialine? So, la chiamavano in tanti modi, adesso sinceramente non mi ricordo qual era quello giusto. Sì. Però si può dire i vari epiteti nei confronti di questa leggiadra guardialine? Assolutamente no. Non li chiamerei epiteti, li chiamerei complimenti. Complimenti, dice Enrico Pellizzari. Possiamo avere una foto della guardaline? Non ce l'abbiamo, porca miseria. Comunque la vedete che è sul campo opposto, la vedrete sicuramente, eccola la vedete là in fondo. Aveva un bel codino, dai, aveva un bel codino. Aveva un bel codino, sì. Dunque una partita nata in salita, no? Come dicevo, ieri si parlava, anche il presidente ha parlato di espulsione record. In realtà, ecco la chicca, l'espulsione record appartiene a tal Zé Carlos, attaccante del Cruzeiro, che dopo 12 secondi della partita Cruzeiro-Atletico Mineiro, che è uno dei derby tra i più importanti del Brasile, dopo 12 secondi è stato espulso. Tutto ciò succedeva domenica 12 luglio 2009. Questo è il record delle espulsioni. Sì, ma 74. Neanche il record ci vogliono far fare. Neanche il record, pensa, ti buttano fuori uno ma aspettano il 30° secondo. Sì, perché appunto non vogliono neanche darci la soddisfazione di avere il record. Comunque alla faccia di tutti noi ci stiamo allenando e magari prossimamente riusciremo a battere anche questo record, non lo so. Però che dire, insomma, una partita che è proprio nata in salita, espulso un giocatore dopo 30 secondi. Ricordiamo Ferrani purtroppo. Io personalmente non ho visto gli highlights e non mi sono neanche accorto di questo fallo. Può anche starci, per carità, se era fallo il regolamento parla chiaro, però devo dire, se vedi quella cosa devi vedere anche le altre 200 cose che sono successe, che però gli sono sfuggite. Evidentemente ha un tempo di reazione di una partita che dura 1 minuto, dopodiché si addormenta e non vede più niente. Beh, diciamo che comunque in altre 2 situazioni negli highlights purtroppo non si vede la manata perché è stato proprio pronti via, no? È stata una manata di Ferrani in un momento proprio appena cominciata la partita tumultuoso, lui per fermare l'attaccante il numero 9 che era Bonvissuto dell'Arezzo, diciamo così, ha messo la mano in faccia a Bonvissuto, purtroppo... No, assolutamente, è avvenuto a gioco fermo secondo, perché l'arbitro aveva fischiato, l'arbitro non si è neanche accorto di questa cosa qua, come non si è accorto nessuno. Il gioco era fermo quando lei ha segnato. Sì, stavo dicendo quello, c'era stato un momento di confusione, il gioco era fermo e lui ha alzato la mano. Era fermo 20 metri più avanti, non dove... Sì, ma purtroppo la signora guardialine era proprio in linea retta con loro due, capito? E dalla tribuna qualcuno ha visto, io ero in tribuna, tu eri dei distinti di fronte, in tribuna hanno detto, gli ha dato una manata, cioè. Purtroppo c'era, questo voglio dire. Può essere, non l'ho vista, quindi io dico se c'era,
se c'era, per carità, il regolamento parla chiaro, però il regolamento parla chiaro anche per altri episodi, quindi o mantieni lo stesso metro con tutti quanti, oppure eviti, insomma. Però come ultimamente accade contro il Pordenone Calcio, vedono solo ed esclusivamente le cose contro il Pordenone e quelle a favore non vengono viste, insomma. Dico questa cosa qua. Ieri la partita, cioè, fortunatamente contro tutti siamo riusciti lo stesso a portare a casa il risultato, però insomma, cioè, capite che se una partita nasce male, cioè, mandando fuori un giocatore dopo 30 secondi, insomma, sì. Cioè, allora, se nasce male così, dopo... No, volevo dire, ovviamente hai dato una sintesi di quello che è successo in campo ieri, grande onore comunque ai 10 che sono rimasti in campo, anzi 12 per 13 perché sono state 3 sostituzioni. Mercoledì voi organizzate la trasferta, vero? Per Busto Arsizio? Sì, organizziamo la trasferta per Busto Arsizio, c'è la corriera che è gratuita, c'è da pagare soltanto il biglietto d'ingresso con la partenza alle 13:30 dal parcheggio lì dello stadio Bottecchia. C'è ancora qualche posto disponibile, se qualcuno è interessato a partecipare basta che ci avvisi, prenoti il posto e niente. Andiamo con la Pro Patria, non lo so adesso chi giocherà, se faranno giocare a Beretti, perché adesso non so bene com'è la situazione degli squalificati. Sì. Ecco, nel frattempo si sta giocando proprio Pro Patria Como e la Pro Patria è 0-0 col Como, quindi in questo momento non è più ultimo il Pordenone, ma lascia all'ultimo posto la Pro Patria con 2 punti di differenza, ma siamo dunque in questo momento al più o meno 25esimo del secondo tempo per quanto riguarda appunto Pro Patria Como. Allora, quindi per chi volesse partecipare a questa trasferta a Busto Arsizio importantissima per il Pordenone Calcio, Caffè Nogaredo in via Sclavons, parlate con Moreno o con Silvia proprio per poter partecipare a questa trasferta, che poi con voi è sempre molto divertente andare in giro. Sì, molto probabilmente parteciperà anche al Disa, vediamo se si riprende adesso dalla giornata con i carri mascherati. Sì. Molto probabilmente verrà anche lui perfetto. A fare il tifo. Scusa, nel viaggio verso Busto Arsizio in corriera c'è anche la presentazione di pentole? Assolutamente no. Scherzavo, dai. Al limite noi abbiamo la presentazione di birra e allora, prenoto subito. Birra e hot dog, perfetto. Con degustazione. Per portare più gente dovreste anche stare a casa costa di più, questo slogan funziona sempre. Funziona, è vero, quello è vero, sì. Perfetto Moreno, grazie, ci vediamo domani mattina. Grazie a voi e ci vediamo domani. Ciao, sì. ciao. Ciao, grazie, ciao. Nel frattempo non so se c'è il Rocco collegato, perché può essere che sia successo quello che auspicava però prima Enrico GP, Pellizzari. ho sentito il nostro Mauro del Tamai, è successo un 1-1, cioè botta e risposta, quindi Tamai, classe Peng 1-1. Esatto, perfetto. Adesso parliamo della Cristina con Antonello. E allora, Enrico Pellizzari, chiedi ad Antonello se è successo quello che tu prevedevi. Antonello? Eccoci, 4-2 in questo istante. Proprio incredibile. Incredibile. Una roba che... Aspetta un attimo, solo un secondo. Il secondo gol del Giorgione con il numero 10, Leonardo Mattioli. Ecco. Allora, vi spiego cosa è successo. No, la mia domanda è, dopo ci spieghi. Allora, il terzo gol l'ha fatto Manzo, quindi scusami Rocco, quindi no, Enrico Pellizzari. Il terzo gol l'ha fatto Rocco. Ma l'ha fatto il quarto gol l'ha fatto Milicevic, mentre per il Giorgione sono andati a segno. Antonello, aspetta dimmi. Dobbiamo costruire la battuta, aspetta, mi tocca dirla, scusami. Aspetta, okay. Allora, Rocco ha fatto gol e arrivava un traversone, come funziona? Come è successo? Di Proia c'è stato un calcio d'angolo, il portiere ha smanacciato il pallone. Sul pallone chi ha fatto il calcio d'angolo? Rocco. Il Proia. Ripeti bene. Riproviamo. Allora, voglio un'azione dove c'è stato Manzo, per piacere, dimmela, dai. No, Manzo è uscito. Aspetta ecco. un attimo Enrico, solo un secondo, il bello della diretta è questo. La Cristina sostituisce il numero 9 Ivan Milicevic dentro il numero 16 Federico Celli. Ecco.
Eccomi qua. Allora, Doppio volevo Scusa, dirvi... Antonello, scusa, Sì, fai dimmi. doppio lavoro? Sì, io ho il doppio lavoro, ho ok. soffro di disturbi della personalità. Sfondi una porta aperta, dai. Comunque, quello che volevo dirvi è che la Trieste, come vi dicevo, era 2-0, poi il 2-1, il 3-1, il 4-1 e poi il 4-2. Ma la cosa che mi ha incuriosito molto è stato proprio sul ragionamento di Giovanni, che diceva dell'omonimia di Manzo. Sai che ho scoperto che la Triestina, adesso ci stavo riflettendo, c'è Manzo che ha un cognome famoso, poi Rocco che ne ha uno ancora più famoso, ma poi in questa squadra abbiamo anche Giordano, Aquilani. È una squadra di Poi soci. abbiamo Antonelli, altro giocatore insomma che gioca in Serie A. Aspetta, seguiamo in diretta perché io mi faccio togliere dalle chiacchiere, ma poi la Triestina magari subisce contropiede. Allora dicevo, poi c'era Antonelli, ma c'è anche Fiore. Sì, ma poi dall'altra parte c'era Baggio. Causio, c'è Causio? No, Causio non c'è. Zico? Quest'arbitro è ubriaco. Ragazzi, vi comunico ufficialmente che quest'arbitro è ubriaco. Qua sentite L'arbitro è ubriaco, benissimo. L'arbitro è di Bari e si chiama Palermo. L'arbitro di Bari si chiama Palermo, benissimo. Quindi è una delle crisi di personalità mica da ridere. Sì, è vero, oggi la partita dalle doppie personalità è una cosa incredibile. Tanto rimane, sentite qua, il triestino medio in genere non si scalda, il triestino medio beve. Oggi invece il triestino medio si scazza. Si incazza? Sì, senti che roba, c'è guerra dappertutto. Comunque, una bella partita dove i due rigori... Giovanni, tu sai che io sono molto obiettivo. Con parole tue, Antonello, ce la puoi fare. Terribile, cioè incredibili. Non ho altro aggettivo, incredibile. 4-2, no, volevo proprio... scusa. Allora, siccome gliel'ho detta prima Giovanni, l'ho detta, è piaciuta, la dico anche a te che non stavi ascoltando. Allora, scende Manzo sulla destra, fa un traversone, quindi è una tagliata di... Ok. Bellissima. La puoi dire anche ai tifosi se vuoi. Sì, la posso usare? La posso usare? Puoi usare, sì. La puoi Grazie. riciclare, sì. Allora, perfetto. E intanto ti comunico che Udinese e Cesena, Udinese è 0-0, finito il primo tempo. finito, sì. Non è successo niente a parte 3 cartellini gialli. Ecco, le 3 sfumature gialle. Ok. Ti interessa? Grazie. Sì, io sai... No, siccome so che i tifosi triestini seguono con attenzione l'Udinese, allora se vuoi dirlo... Io sono un triestino che tifa anche Udinese, quindi... Sì, come io sono anch'io casato. No, ma io ti suggerirei di andare in curva. Sì, curva Furlano. In curva lì allo stadio e dire a ogni tifoso trieste che l'Udinese è appena finito il primo tempo. Ora faccio un'altra battuta, no? I triestini come quando parlano dei Furlani, cosa dico? Quel Furlan. Sì. La curva della Triestina si chiama curva Furlan. Furlan si chiama. Vabbè, si chiama Cioè, Nemesi. Triestina, fermi tutti! Triestina! Niente! Nulla da fare, il pallone finisce sul fondo e l'arbitro non concede calcio d'angolo. Ufficialmente è alcolizzato. È ubriaco. Vabbè. No, alcolizzato. Prima era ubriaco, adesso è alcolizzato. Siamo ai limiti della querela, Le cose peggiori. Dai, lo so. Va bene, grazie Antonello, a più tardi. Ragazzi, vi voglio bene. Grazie. Serie A, primi tempi, prego. Primi tempi, allora si sta ancora giocando a Palermo-Empoli che sono ancora sullo 0-0. Ricordiamo che a Palermo rispetto a noi c'è il fuso orario diverso, quindi là stanno ancora giocando perché come è noto, Giovanni vi insegna, i fusi orari sono orizzontali. Assolutamente. Prego. Comunque è finito il primo tempo a Bergamo, Atalanta-Sampdoria 1-0, a Cesena-Udinese 0-0 e a Sassuolo abbiamo Sassuolo-Lazio che ha cambiato risultato al 45esimo 0-1 con gol di Felipe Anderson. Me le scordo le bottiglie oggi. Ma c'è qualcuno che ha detto che vinceva la Lazio? Chi ha detto che vinceva la Lazio? Dennis. Lui chi? Enrico? Ha detto che vince il Sassuolo, ha detto. Ha detto che vince il Sassuolo. Allora cosa? Guarda che onesto. Luca ha detto che vince il Sassuolo, la Lazio, o no?
Sì, il maestro. Luca. Gemma. Sì, allora c'è una buona notizia per quanto riguarda la Sacilese che ha raddoppiato, però ce n'è un'altra che secondo me è colpa tua perché gufi, perché Maurizio Mazzon era bello, morigerato, tranquillo, ecco, è successo il disastro, parla direttamente lui, ma è colpa tua, ricordatelo. Maurizio, cosa è successo a Fontanafredda? È successo che abbiamo preso 3 gol in 5 minuti. Ma dai, ma come? Come 3 gol in 5 minuti, Maurizio? E chi è quello che ride in trasmissione? Beh, ma no, non è che stiamo ridendo. Tutti ridiamo. Nel senso, che cazzo ride? è clamoroso, no? Sì, clamoroso sì, perché te l'ho detto come funziona questo gioco, sono troppo vecchio queste robe qua. Continuiamo tornate a scherzare su cose che sono sicuramente serie, no? Abbiamo preso 3 gol in 5 minuti, due di Adriano, il terzo adesso non so chi l'ha fatto perché ho le scatole girate ormai, quindi non riesco più a Ascolta, vedere. ma come mai questo blackout pazzesco? Ha preso 3 gol su due calci d'angolo che sicuramente è stato abbiamo abbassato la guardia come non si deve fare in questa categoria e abbiamo pagato, non so che da fare. Vabbè, abbiamo ancora 10 minuti più recupero, no Maurizio? Vediamo almeno di arrivare al pareggio, cosa dici? Speriamo di sì, ma ormai penso che queste gare qua sono difficili poi da rimettere in sesto perché è difficile da rimettere in sesto, punto e basta. Vabbè, speriamo bene, no? Speriamo bene, naturalmente, speriamo di sentirti per altre notizie migliori, d'accordo? Ah, buono, ok. Grazie, nel frattempo a Belluno raddoppio del Bianco Scudati Padova, quindi Belluno 0, Bianco Scudati Padova 2, vediamo cosa fa l'Alto Vicentino, l'Alto Vicentino è ancora inchiodato a Mogliano, la lui non pro sullo 0-0. Io direi che adesso... Mi dispiace un po' di aver riso, però insomma, mi sembra una cosa... Ma ha riso tutti veramente, perché in 5 minuti no, prendi mi 3... dispiace anche perché l'ho sentito tanto abbacchiato. Sì, ma lui è molto ha molto trasporto, è un dirigente del Fontanafredda, ex giocatore. Da 3, quanto erano prima? 2-0 per Fontanafredda, 3-2 per quindi ribaltamento totale. Sì, 5 minuti. Allora, io non so se... il calcio è così, eh? Sì, aspetta che c'è la Gemma che si ribalta. Sì, dopo le brutte notizie per il Fontanafredda, dispiace un sacco, ma è colpa di GP, l'abbiamo già detto. Parliamo con Pier Antonio Stella che invece ha delle belle notizie. E allora andiamo subito a Mori, dove c'è appunto Pier Antonio Stella per Mori Santo Stefano Sacilese. Prego Pier Antonio. Giovanni, raddoppio della Sacilese, un raddoppio che arriva su calcio di rigore e un fallo del portiere Rossatti su sottovia. Dal dischetto si presenta lo specialista Baggio che trasforma di potenza, è il suo secondo gol consecutivo dal dischetto, ricordiamo che aveva segnato anche domenica scorsa con il Montebelluna. Senza dubbio questo gol sembra, almeno anche quando manca ancora circa un quarto d'ora alla fine della partita, avere un maggior peso, visto che porta la Sacilese in vantaggio per 2-0 a questo punto qui sul campo del Mori, per cui una seria ipoteca sul successo finale. Un gol della Sacilese che è arrivato in un momento davvero propizio, visto che la squadra di casa stava riordinandosi e trovandole anche le forze per impensierire la porta di Favaro, in particolare in una circostanza con il giovane Igor Dossi che ha praticamente concluso a tu per tu ed è stato bravissimo il portiere liventino a chiudergli lo specchio della porta. Sacilese, per concludere le note di cronaca, sfortunatissima in avvio di secondo tempo con una traversa colpita di testa da Beccia che aveva ripreso una punizione battuta da Manucci. Per cui a questo punto, quando siamo circa al 36esimo minuto del secondo tempo qui a Mori, Sacilese 2, Mori 0. Grazie Pier Antonio, non voglio dire... Scusa Pier Antonio, a me è arrivato un messaggio adesso, dice 3 gol, non è possibile, no? Che cosa? Scusami, non ho capito. Mi è arrivato un messaggio che avete segnato il terzo gol, non è possibile. No, non è possibile. Sei lì davanti, no? Non è che sei a casa. No, oggi sono qui. Perfetto. Allora, siccome domenica scorsa ho portato Gramma, non ti dico, visto che il Belluno sta perdendo e già 2-0 con i biancoscudati, non ti dico l'attuale classifica, perché l'altra domenica ho portato veramente sfiga. Ne parliamo dopo il 90esimo. Benissimo, perfetto, grazie a Pier Antonio. Grazie a te. Ciao. Gemma. A questo punto speriamo sia giusto quest'altro... No, non speriamo no, perché non è una bella cosa. No, mi sono confusa. Comunque mi dà il terzo gol della Sacilese a me. Adesso non vorrei dire... Abbiamo Pier Antonio a Mori. Ecco, comunque la brutta notizia sarebbe Tamai Crass 1-2.
Beh, a seconda, se tifi per il Tamai o tifi per il Certo, Class. certo. Perché siccome ci seguono tanti anche da Monrupino, voglio dire, Sì, beh, dobbiamo certo. cercare di stare un po' equilibrati. Quindi per- Gemma- A me che non capisco niente di calcio poi, vado a Però si simpatia capisce per chiaramente l'India. chi tiene per il Tamai. No, io vado... No, È la scusa. squadra del suo paese, scusa. No, io abito a Brugnera, è diverso. Sì, perché dovete capire che Brugnera fa comune, Tamai certo. è una frazione di Brugnera. Sì, quindi sono lo scarto, la feccia. No, ma sono due paesi diversi. Cioè, se tu mi No, scrivi è una lo cartolina stesso- non mi arriva. Gemma, ok? allora, vuoi che ti faccio un po' di educazione civica? Il comune si chiama Brugnera, all'interno del comune ci sono 3 frazioni, Certo. Tamai, Sant'Odorico. Dai, la su, terza è come- non mi è come ricordo. Non è Chiopri Sant'Osiano, Sviscone, non è dai, è Sant'Odorico, uguale. sei un po' fuori zona. Conosci Chi è che è bravo in geografia? No, geografia, ho detto educazione civica, quindi Tamai fa parte di Brugnera, del tuo paese. Sì, punto. ma se mi scrivi una cartolina devi scrivere l'indirizzo giusto, perché tu sei Esatto. abituato a Facebook e alle mail, Ma non per scrivi le le cartoline. Perché cartoline. non devi sempre darle ragione. Possiamo avere una cartolina di Tamai? Sì, adesso Immagino. vediamo, chiediamo alla Cartolina. regia. Enrico, nel frattempo salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto. Uno dice: ciao Daniele, ti vedo sempre in compagnia, in bella compagnia, firmato Marcello. Direi. Ciao Marcello. Marcello anche lui un ballerino? Sì, sì. Ah sì, strano perché di solito tutti Daniele sono. Tra l'altro insegna magari. Tra l'altro Marcello che adesso lo dico in diretta, l'8 marzo tra pochi giorni, no? È la sua festa. No, Farà il ballerino. farà il ballerino Per una festa privata. Sì, Ok, sì, va bene. sì. Quindi con Senti, festa finale. Sì, con questa dopo la mezzanotte. Vestito- Un bel vestito- mazzo di fiori. Un bel mazzo di fiori. dico. Si vestirà da pompiere o da poliziotto? Bisogna decidere adesso. ok. Sono dei dettagli tecnici da vedere. Sì, no, a proposito, vuoi venire a ballare domenica prossima per le nostre donne in televisione? E ti vesti da? Cosa ti facciamo mettere? Ah, già che Da calciatore. No, facciamolo Scusa. vestire da puffo, dai. Beh, io direi, Eva ed Eleonora, se siete d'accordo, visto che appunto domenica prossima è l'8 di marzo, solo modelli uomini, no? Vabbè, sarebbe Sì. anche Sì, una sì, volta sì, ogni sì, tanto. Ma perché dovete essere così squallide? Cioè, Ho Mica detto li solo facciamo modelli, spogliare. non ho detto l'8 spogliarelli, marzo, Enrico. la festa della Ma Madonna. infatti solo per me modelli. potrebbero portarli anche ogni domenica. Non serve aspettare. La festa della donna è ogni giorno. Però per GP no, Però gli si invitati contentano. sono sempre donne qui, No, guarda che oggi abbiamo Ci stiamo lamentando, Luca, Enrico e ribellione. Daniele, ma cosa vuoi di più? Più ci sono io, più c'è Maurizio, più c'è Enrico, c'è anche Scusami un Renzo. attimo, Scusa. Sì, Allora, parliamone. ti mandano i messaggi di complimenti, chiedono di te, chiedono quanto... Ma io mi lamento di GP, non è che mi lamento lascia di... stare. Poi quando cioè, faccio una battuta mi fa vedere quel dito della mano sinistra così, come dire, una roba Si che- va bene che non la medio porto sul comunque, no? medio. come c'è? Sempre meglio di quello medio, voglio dire. Ti fa vedere l'anulare per far vedere che non è sposata. No, che è fidanzata. Abbiamo creato un Stai caso. controllando. Lascia perdere i graffi del gatto. Impegnativo comunque. Impegnativo, no? Sì, perché c'è- Però attenta perché gliel'ha solo dato, non Ci ha sono fatto alcuna brillantini. richiesta. Eh? Gliel'ha solo dato, non ha fatto alcuna richiesta. Sì, lo sai, ma quando dai un anello a una donna... Non so, non è mai successo. Gemma, È arrivato un altro messaggio per Eva, dice: Eva, sto guardando la trasmissione per vedere la tua bellezza. Eva, dea della bellezza. la Madonna. Addirittura. Grazie. Guarda, oggi ti amano, dea della... Io vorrei dire, no? Allora, è vero che Eva, conducendo, oh, bello sto gerundio. Sentiamo, conducendo non la mi aspetto trasmissione, delle mica cazzo, Eva. no, Era dico, difficile. Bene, no, perché anche sapere cos'è un gerundio, oggi come oggi... Sì, prima mi ha detto, mi sorprendo che tu conosca il congiuntivo e il condizionale. Sì, Grazie. è vero. Tu pensa che una E lui volta conosce con il gerundivo, io mi sorprendo di questo. Il gerundio, non gerundio. Il gerundio. Vabbè. Mamma mia. Non può sapere tutto, è già bravissima così. il gerundivo si usa nella lingua turca. Allora, Il participio. avevo un amico una volta che si chiamava Armando, giustamente vabbè. lo chiamavamo gerundio. E poi c'è la solita filastrocca, no? Che lasciamola stare. Ma perché lo- Perché a questo punto vedi proprio... C'è anche il gerundio presente e il gerundio passato. Esatto. Ma no, perché lo chiamavi gerundio sto amico? Perché Armando è un Armando è il gerundio di armare, dai. Però in quanto, Ah, dai, è Prego, tristissimo. prego, Eleonora. in quanto persona che ha frequentato il liceo classico, posso assicurarvi che il latino, il gerundivo esiste. Vai con la cultura! dai. Allora, visto che parliamo di cultura, a questo punto entriamo in discorsi musicali e facciamo vedere questo video girato, Ah, sì, sono interessatissimo. girato dai tifosi del Pordenone a Cremona nella trasferta di sabato scorso. dove- Sempre in Corriera? No, questi erano allo stadio. Sono andati in Corriera però. Sono andati, no, mi sembra con le loro macchine, non sono andati in Corriera quella volta lì. Attenzione, vediamo cosa succede qua. No, niente, tutto a posto in Serie D ancora.
Il secondo tempo sta per cominciare comunque. Volevo dire che adesso, visto che si parlava prima dei giocatori della Triestina, i due gol del Legnago li ha fatto tal Adriano. Non so se sia l'ex Adriano. Guarda il tuo giocatore preferito. Adriano Panatta. Si è fatto crescere la barba così non vedi l'addoppiamento, hai visto? Adesso si arrabbia, Aguirre non aveva la barba le scorse domeniche, se l'è fatta crescere perché ha il doppio aumento. Vabbè, no, dicevo, hanno tirato fuori questi supporter del Pordenone, che non fanno parte del Pordenone Fan Club ma dell'altro gruppo, una canzone da stadio, sai, quei bei cori che si fanno allo stadio, degli anni '80, e l'hanno tornata a tirare fuori. Remixata? Era tanto che non la cantavano e si sono autoripresi ovviamente con i telefonini, e questo video, come vi dicevo, è stato caricato sul web, su Facebook e quant'altro, lunedì, e da lunedì ha avuto più di 500.000 visualizzazioni, cioè il che non è una garanzia di qualità, ma no, assolutamente, ma diciamo che a livello di visibilità ha avuto più visibilità della durata degli vorrei film. solo ricordarti che visualizzazione non significa mi è piaciuto. Non ho visualizzazione, ma infatti ho guardato per rendermi conto che è una cagata a volte. È stata una polemica mai vista col Messaggero Veneto, che ha scritto un paio di pagine proprio su questo. Ovviamente ognuno ha le proprie opinioni. E c'è da dire che diverse squadre in Italia, ma sembra addirittura anche il Real Madrid e il Barcellona, stanno facendo proprio questo canto. Dopo lei ci tradurrà in tedesco e in sloveno quello che cantano i tifosi del Pordenone, che a me piace molto perché è proprio una baraccata. Io non stavo facendo un giudizio preventivo, no. Stavo solo dicendo che tante visualizzazioni, se mi dicono vai a vedere questa cosa, dopo io vado a vederla e dopo decido se è bella o no. Sì, d'accordo, però ho capito. Però intanto ho cliccato. Mi segni che 500.000 al volo in pochi giorni, partendo da Pordenone, non è proprio che è Real Madrid o Barcellona, no? Ma comunque, vediamo il contributo della regia. Se ci fai anche sentire l'audio. Lo siamo di Pordenone, Ruti e Scorese, 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 lo siamo di Pordenone, GP, tu di dove sei? Di Udine. Questo comunque abito a Cordenos. Questo era comunque sono amico e fan. È questo il video incriminato dove posso sostenermi? Si stanno sviluppando analisi sociologiche del perché e per come. Allora intanto vorrei solo citarti una cosa. L'analisi musicale, maestro Enrico Pellizzari, una grande canzone. Ma c'è anche il maestro soprattutto, molto più maestro. Una grande canzone dei Beatles intanto. Yellow Submarine, voglio dire, e già hai scelto un bel pezzo per fare questo corretto, no? Ecco, io non so se Paul McCartney sarebbe contentissimo, ma non credo neanch'io, no? Ecco, ma intendo dire dal punto di vista proprio lessicale, ma anche del messaggio contenuto, proprio ci aveva pensato molto prima Mel Brooks. Mel Brooks? Ah sì, Mel Brooks. C'è la famosa scena di Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco e di Mel Brooks. Sì, ma bisogna vedere l'anno. L'anno del film di Mel Brooks è l'anno in cui, perché non è una roba nuova, è una roba degli anni '80. Non so quando l'abbiano composta questo inno, no? Questo canto goliardico. Sì, Mezzogiorno e Mezzo... io ho un dubbio, è di Mel Brooks, Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco. Ma a me di cinema, poi di musica ancora, ma di cinema... Chiedo alla regia di aiutarmi, perché... Sì, la Gemma che è cinefila e cinofila anche. Scusa? Stavo leggendo il messaggio, non mi stavo... Ecco. No, sai perché? Perché c'è scritto occhio ai bottoni del conduttore, saluti da Paparotti e Fuarce Udin. Ai bottoni sta scoppiando lì la botticella, non riesco a vedere. Gemma, perché... scusa, Aiuto. vedimi perché ho questo dubbio atroce, Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco. Sì. Cosa? Il film. Sì. Produzione, regia... adesso controllo, va bene. C'è la famosa scena intorno al fuoco, dove c'è non me lo ricordo, Enrico, la fagiolata. Vabbè. Comunque questo era il video di cui anche ieri sera se ne è parlato all'interno del telegiornale. Ma poi fra l'altro, ma almeno renderlo un po' più moderno, mettici sotto una cassa. Sono allo stadio, non è che vai allo stadio col cajon o con cosa. Dallo Skrillex che lo remixi, non lo so, fai qualcosa.
Nel Sì, frattempo... comunque il video per concludere il commento, cioè è un canto così Canto leggero, goliardico, cioè... Canto no, goliardico, ma no, oggi c'è questa non celebrazione della volgarità, perché se non sei volgare non ti ascolta nessuno. Sì, no, ma quello che si diceva prima che tu arrivassi, cioè per me è molto più squallido e scurrile, e ne hanno parlato pochissimo, la banana gigantesca fatta trovare ai giocatori di colore della Juve a Rotterdam col Feyenoord, lanciata in campo, partita sospesa per 20 minuti, Champions League, che non è Una banana gonfiabile? Sì, quelle banane gonfiabili, sì, quelle grosse Chiquita, quelle con cui giocavamo noi in spiaggia quella volta. Tu giocavi con la banana Chiquita. Si andava in mare con la banana, tipo era No, il bananone è quello trainato al motoscafo. Sì, no, quello era già non andavamo più al mare io e Telly, eravamo già vecchi. No, Io e dicevo, Elena abbiamo sperimentato la banana attaccata al motoscafo. È vero. Dopo ci raccontate Attenzione perché ci stiamo muovendo su un terreno molto insidioso. nonché umido. Sì, e si Quindi sta poco a adesso scivolare nel doppio senso. In tedesco, diciamo che io sono tifoso del Bayern, come si canta questa canzone in tedesco? È intraducibile, penso. Ma scusa, no, ma permettimi. Allora, sono cose naturali. Esatto. Diciamo, ecco, Diciamo diciamo che sono fisiologiche. Sono emissioni del nostro corpo che anche Claudia Schiffer fa. Quindi, nonostante, ecco. Quindi credo che sia una cosa internazionale il concetto, e questo concetto avrà un nome. In tedesco come si dice rutto? Di tradurlo... Non è mai capitato di tradurre queste due parole in tedesco. In sloveno? Beh, là è più facile. Non lo so. No, quelle due cose lì... Abbiamo l'interprete che non ci sa tradurre. Gara di rotte scoregge, no? Più o meno, Gemma. Sì, e c'è qualcuno che chiede ad Eleonora ed Eva di esporsi un po' di più perché sono un po' troppo imboscate, la loro bellezza è così, non poco evidente, ma è offuscata. Lascia che il polpaccio dell'Eleonora quando lo veda io. E poi è arrivato finalmente un messaggio per me. Stefano di Udine dice: la voce della ragazza fuori i video è molto sexy. Spero sia per me, perché prima appunto era per Eleonora il messaggio. Se è l'unica che non si vede, allora sì. Ecco, allora rimani nella tua, diciamo così, nella mia ombra, nel tuo certo. sogno. No, parlavo con l'ascoltatore, rimani nel tuo sogno. Costruisciti l'immagine a tuo uso e costume. Come in radio, no? È giusto. E scusami GP, hai purtroppo un rivale in amore, perché ci scrive Mauro, dice: mi sto quasi innamorando della ragazza sullo sgabello. Che splendido sorriso. Verissimo. Ma posso venire ospite? Mi invento di essere campione di qualcosa e mi invitate, così la vedo da vicino. Hai capito, Mauro? Confermo, Mezzogiorno e mezzo Grazie, di fuoco, Mel Mauro. Brooks. Anno? Del 74. Quindi può essere che si siano ispirati, diciamo che si può dire così, proprio a questo film qua. Allora, l'ultima pausa pubblicitaria, poi ancora grande musica. C'è una bellissima uscita con le nostre splendide amiche con degli abiti fantastici, proprio lo teniamo in fondo questo momento. Nel frattempo Cesena Udinese, se non abbiamo detto niente, non succede niente. Una partita abbastanza scialba, direi, no? Molto fallosa però. Molto fallosa, ma Si menano e basta. azioni da gol zero, mi sembra, no? Diciamo che il Cesena è stato un po' più pattivo, un po' più combattivo. Qualche tiro in porta in più, ma niente di che. Invece in Serie A cosa sta succedendo, Eleonora? Assolutamente niente. Assolutamente niente rispetto alla prima, fine dei primi tempi. tempi. Sono ripresi tutti i tempi, tutti i secondi tempi, ma Quindi nulla, siamo ancora fermi. Abbiamo solo la Lazio in vantaggio sul Sassuolo per 1-0 E l'Atalanta sulla Sampdoria sempre per 1-0. Per 1-0. Benissimo, allora ultima pausa pubblicitaria, poi ci sarà la musica, le nostre bellissime ragazze con degli abiti fantastiche. No, oggi non vado a Casarsa, no, perché sono stanco, guarda, ho dei problemi. Hai faticato ieri, lo so. Vieni da me stasera? Com'è? Vieni da me stasera? Sì, no, l'autista che vuole andare a casa, cosa vuoi? Ma no, lì stasera abbiamo un bel concerto. Lo so che sono i ping. Ma te lo puoi tenere anche, l'autista va pure a casa da solo. No, scusa, era un messaggio per Eleonora. Mi ha detto: grazie Mauro, mi sono sciolto. Vuoi fare un replay? Così. Vabbè, io direi Lo che raccogliamo col non posso cucchiaino fare un poi. commento su questo ultimo SMS, ve lasciamo stare. Perché sei geloso e invidioso di avere dei rivali oltre il suo fidanzato. Assolutamente, guarda, una gelosia estrema. Dove andiamo? Dove andiamo a fare una pausa Sì. e facciamo il terzo balletto? No. Facciamo il terzo balletto, dai. Dai, Cosa ci balliamo proviamo. adesso? La baciata? No. Ma sì, lo No, impari, vedrai poi che non dopo rientra più, Dopo che impari ti piacerà. No, io ho finito Quando impari. la baciata, finite. No, no. La baciata è contraria alla mia religione. Esatto, perfetto. Ci vediamo tra poco. Dovete prima confessarvi.
L'altra domenica diventa l'altra serata, un nuovo spettacolo ed una nuova trasmissione da vivere tutti insieme. Mercoledì 4 marzo, Ristorante Adriatico. Le splendide voci di Irene Guglielmi e Serena Rizzetto. Sfilate di moda con le nuove collezioni Intimo e Moda Mare. La danza, il cabaret. Presenta, e non solo, Enrico Pellizzari. Mercoledì 4 marzo, ore 21, Ristorante Adriatico. E su TPN Telepordenone, domenica 15 marzo, ore 21:15. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Megit Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Megit Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Dalle Narduzzi Mobili, ultimi giorni, ulteriori ribassi, sconti fino al 70% su cucine, soggiorni, camere, camerette, divani, bagni e complementi. 3.000 metri quadri di pure occasioni. Ultimi giorni, ulteriori ribassi. Dalle Narduzzi Mobili a Domanins, Rauscedo, aperto anche la domenica. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. The feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. You give me that love, real love. You give me that love, real love. You give me that love, real love. You give me that. You give me that love, real love. You give me that love, real love. You give me that love, real love. You give me that love.
signori, ben ritornati per gli ultimi 40 minuti assieme. Un po' E di più. No, 40 minuti, giusto. 40 minuti, sì. E abbiamo uno scoop. Abbiamo lo scoop, ma non lo facciamo subito perché devono rientrare il maestro, ovvero sia il nostro amico Luca Di Rubba, che ci farà un accompagnamento musicale per questo spot moda, no? Che però non anticipiamo. Nel frattempo prendiamo tempo, non è male, prendiamo tempo con i finali della Serie D, che vediamo se sono tutti confermati, purtroppo per noi anche sì, purtroppo ve lo dico adesso perché. Allora, Arzichiampo Clodiense 1-3. Allora, i finali della Serie D, Arzichiampo Clodiense 1-3. Belluno Bianco Scudati Padova 0-2, Fontana Fredda Legnago, ecco perché ho detto purtroppo 2-3, Mezzo Corona Draw 1-1, Montebelluna, vediamo la conferma anche di questo risultato, Montebelluna la Fenadora esattamente 0-0, a Mori la Sacilese ha vinto col Mori Santo Stefano per 2-0, Tramai Cras Repen 1-2, i ragazzi di Monrupino sono andati a vincere appunto Tamai per 2-1 e come ci diceva appunto il presidente, era una partita, in lancio della partita ci diceva una partita molto difficile e in effetti il Cras Repen è veramente in forma, è andato ad espugnare il polisportivo di Tamai per 2-1, Triestina Giorgione una bellissima partita 4-2 e l'Union Pro che ferma l'Alto Vicentino per 0-0 e quindi un risultato clamoroso, la classifica della Serie D, dopo naturalmente ve la ripetiamo, vediamo la parte alta della classifica, Bianco Sudati Padova a 59 punti, l'Alto Vicentino a 49, la Sacilese raggiunge il Belluno al terzo posto a 43, per quanto riguarda la coda della classifica della Serie D, ve la dico subito, Cras Repen fa un grandissimo salto avanti insieme alla Triestina, e vanno a 25-24 punti, il Legnago è a 26 e il Giorgione è a 29, ricordiamo che il Giorgione è il primo posto per non essere invischiati nella lotta per i play-out, quindi in questo caso Cras Repen fa un bel passo avanti perché va a 4 punti, la Triestina va a 5 dopo questa vittoria veramente bella di 4-2 col Giorgione. Invece in Serie A cosa succede, Eleonora? Serie A, Alan ci ha provato qualche secondo fa con un tiro in porta, ma l'ha tirata in curva praticamente, sì. Quindi niente, noia tutto mortale fermo a su tutti i Cesena. campi. Ecco, sugli altri campi è tutto A invariato. Bergamo siamo ancora 1-0 per l'Atalanta contro la Sampdoria, Cesena Udinese 0-0, Palermo Empoli 0-0 e Sassuolo Lazio siamo ancora 0-1 come alla fine della prima metà di gara. Bene, invece adesso c'è Gemma che abbiamo un collegamento, mi sembra. No, volevo fare un collegamento ma non stavo guardando perché cercavo Daniele. Daniele che è un attimo fuori perché stanno organizzando una bella scena qua. Una bella scena, non possiamo farlo entrare un attimo perché c'è una telefonata per lui che gli volevo Allora, passare. se Lo qualcuno ci chiamiamo? chiama Daniele per cortesia, allora ribadiamo finita la Serie D, naturalmente 16:30, la serie è finita alle 16:15. Ecco che Daniele rientra in studio. A passo di danza, A passo di danza? passo, sì. Ecco, a passo di danza Anche rientra la piroetta. Daniele, prego Daniele. Lo faccio? Aspetta che ti inquadri la telecamera. Lo faccio? Posso? Dai, Aspetta. Eccolo qua, yeah. perfetto. Bene, bene. C'è Allora, qualcuno che ha chiamato proprio per te, Daniele. Ecco, telefonata Te lo per passo, Daniele. Si chiama Walter. Walter. Sì, Walter. Ciao. Ciao Walter. Ciao Daniele. Come va? Senti, sono quello che ti vengo a rompere scatola ogni domenica mattina. Ah, ciao Walter. Chi è il panettiere? Ciao. Chi è? Non è il panettiere. No. È un... saluta anche la Laura. Ti volevo dire che dobbiamo ancora finire quei passi del ciaciacciali. Loro ogni mattina vengono a ballare da me. Di domenica mattina? Stamattina. Perché sono degli allievi costanti, amano il ballo così come lo amo io. Certo. Com'è, tutto bene lì, Walter? Tutto bene, tutto bene. Bella questa telefonata, una carambata. Te come ti trovi? Come? Non potevate telefonarvi Te come ti trovi lì? Bene, bene. Qua la compagnia è veramente bella e rilassante. Veramente un bel ambiente. Perfetto, grazie. Ok, ci vediamo domenica. Ciao, saluta Laura. Ecco, domenica veniamo anche io a Ricopelizzare a imparare il ciaciaccià. Gli ultimi 3 passi dobbiamo imparare te, come Walter. Gli ultimi 3? Gli ultimi 3 dobbiamo imparare. Quello che viene prima cosa facciamo? Lo lavoriamo a maglia? Non so, ce lo insegna lui forse. Ah. Cosa dici? Scusa, quando insegna agli uomini? Sì. Chi accompagna? Chi accompagna? Beh, è sempre una donna. Ecco. Beh, Tu necessario. tu non puoi portare un uomo, l'uomo deve portare lui. Quindi se tu abitui un uomo ad essere portato fai un disastro.
Lui deve impegnarsi e cercare di capire lui come portare. Scusa, adesso ti faccio una domanda difficile. Sono in ansia io qua oggi. Ecco, Sono in ansia. No, la questione del ballo, ecco, è una questione un po' sessista, perché l'uomo deve portare, la donna essere portata. Beh, l'uomo tecnicamente porta per far spiccare la donna. La risposta che ti ha lasciato a bocca aperta, direi esatto, merita i complimenti. Aggiungo che il bravo ballerino non è il bravo ballerino che vedete a Ballando con le Stelle, tipo i vari ballerini individualisti, ma il bravo ballerino è quello che sa far spiccare la ballerina. Daniel Peron, per esempio. Beh, lui è Si chiama bravetto. Daniel, Però cosa vuoi? Daniel Peron è un gran ballerino, ma se si trova un chiodo in parte non può farla spiccare. naturalmente, è come- Quindi deve muoversi lui, no? Hai capito? È normale. È come Comunque se è il metti numero uno. come te metti a giocare a tennis in doppio, Federer e me. Più o meno. Allora, siamo pronti per questo bellissimo momento moda. Prego Eva. Tra l'altro voi sapete che appena finita la Fashion Week a Milano. No, io non lo sapevo. Ah, non lo sapete? Adesso ve lo Aspetta, Daniele lo annuncio. sai che è finita la Fashion Week a Milano? Eleonora, Io sapevi? sì. Luca, Basta sapevi? guardare Studio Aperto. Ah, vabbè, ma io non guardo programmi culturali, perdonami. Studio Aperto è Beh, oggi li stiamo, troppo alto li rispetto stiamo al- citando tutti, la D'Urso, Uomini e Donne, Studio Aperto. Ho citato anche signorini. Manca l'Isola dei Famosi e poi... Siamo a posto. Ma ci andrei volentieri all'Isola dei Famosi io. GP, infatti c'è un ascoltatore che si chiede chi ha rapito il pubblico? C'è un motivo. Adesso arriva Spiega un Eva. momento. Adesso, adesso vi spieghiamo tutto. Torniamo alla Fashion Week di Milano che è appena finita. Che è appena finita, Sì. e non so se sapete, ma io ve lo annuncio, le modelle sono uscite tutte in nero. E quindi noi, per rimanere al passo con i tempi, Perché Dolce Gabbana ha deciso che questo anno è l'anno del nero. del nero, esatto, Nel senso del del, black. del colore, non del Big Bamboo. Prego. No, nel senso che allora, il nero sta su tutto, intanto. Di la Poi è cazzata. elegante. Sfila. No, il nero sta su tutto. Il nero snellisce. sapevo. Quindi è da usare in qualsiasi È occasione. elegante. Sì, è elegante, ma è da usare in qualsiasi occasione tranne che nei preservativi. Vabbè. Allora, cosa succede maestro? Si stacca il Pensavo piano. fosse ribaltato. Vediamo se... Per cui, insomma, noi presenteremo le nostre modelle tutte bellissime. Aspetta, proprio in perché nero. abbiamo un problema di piano. No, funziona. E allora, sulla base del nostro maestro Luca Di Rubba, Presentiamo il Prego, brano ragazzi. anche, scusa. No, faccio un improvviso. Ah, no, quello bello lo fai dopo? Sì. Ok. allora, Vedremo. partiamo? Per me è strano e bello. Partiamo? Prego signore, bellissime. Prima che vediamo è Veronica. Poi Piano Sharon. piano ragazzi, che così vediamo questi abiti bellissimi. Poi abbiamo Sara, bellissima. Sharon, Sara. Francesca. Non poteva mancare la bellissima Elena. Eccoli qua, questi bellissimi vestiti firmati Senso Unico che lo trovate a Pordenone in via Cesare Battisti, dove Gemma c'è un bel personaggio. Il nostro cagnolino? Eh sì. Eccole Che qua. però è in bianco lui, eh? Lui è bianco. Beh, magari gli mettono un capottino, no? Gli metteremo No, un lui sta vestitino bene bianco. nero anche lui. Può essere pulitissimo. Veramente belli questi abiti, un bel momento di moda. Daniele sta gongolando qua dietro, no? Sì, devo dire che mi trovo a mio agio. Sì, ti trovi a tuo agio. Sono belli questi momenti diversi dalla domenica pomeriggio. Poi devo dire che io sono veramente alla moda, cioè in blu, non c'entro niente. Non importa, ma tu sei bella ugualmente. Eleonora sta un po' rosicando perché effettivamente voleva indossare lei uno di questi splendidi abiti, conferma. Vedete la bellissima Veronica, un bellissimo primo piano di Maurizio che ringrazio ovviamente. Sharon, che è molto timida, attenzione perché Sharon è timida, quindi se mandate un po' di messaggi anche per Sharon è meglio. Ecco la nostra Sara, bellissima anche Sara. Pensa, mi ricordo tutti i nomi senza leggere, incredibile. Oggi stranamente non ho preso neanche niente. Ecco, Francesca, bellissima anche Francesca, ed Elena. Ma non è difficile ricordarsi queste belle donne, tu per un maschio. Quando immagino. arriverà alla mia età sarà buono se ti ricordi il tuo nome, non quello di 5 splendide donne. Il mio non me lo ricorderò di 5 splendidi uomini, Uomini. probabilmente sì. Ecco. Allora un applauso a Senso Unico che ci ha consentito di fare questo bellissimo momento moda e un applauso ovviamente alle nostre bellissime amiche, ovvero sia Veronica, Sara, Sharon, Francesca e Elena che si accomodano
Ringraziamo anche Renzo che insomma Ringraziamo ci porta- naturalmente Profili, studio fotografico di Pordenone, nella persona di Renzo Daneluzzi, che ci dà la possibilità sempre di avere queste belle situazioni. Ecco. Perché ad esempio... È un po' imbarazzante, perché poi uno non sa neanche come guardare, no? Perché magari... Beh, tu da quella posizione in effetti avevi un po' di Cioè, problemi. puoi passare anche un po' per maniaco. Però vedi, Daniele era contentissimo da quella posizione. Io stavo benissimo. Vedi? Perché poi Sharon, no? Lei dice tanto che è timida, però in realtà guardate che belle foto che abbiamo scoperto di Sharon, perché lei ha fatto un sacco di concorsi, quindi ti devo chiedere per forza come mai sei così timida, no? Perché a parte che la vedete che è bellissima, ma una bellissima ragazza che va a fare i concorsi, vero mamma Eleonora, non può proprio essere timida, no? Perché hai partecipato a quel bellissimo concorso a Trieste di Miss JRS, no? Che abbiamo qualche foto se la regia... Ecco, questa è una di quelle. Non mi sembri tanto timida lì. Ma è diverso, quando c'è più pubblico cioè, esce quando... la mia timidezza. Ecco, qua sei un po' porno studentessa, no? Diciamo così. No. No? Dai, Giovanni! Ma in senso buono, dai! Sexy, non porno. Sexy, scusa. Già meglio. Ma sei veramente... Guarda che ciuffo in Ti alto. ricordo che c'è la mamma dietro. Ma sì, ma qua sei... cosa fai? Denuncia? Autodenuncia, benissimo. Maniaco pervertito. Assolutamente, lo so, oramai anni e anni. Ecco, queste foto, quelle di prima erano scattate a Trieste, vero Sharon? Sì. Questa invece? Casa. A casa, bene. Tu sei di? Bellissimo, sì. Pordenone, Borgo Meduna. Borgo Meduna. Problemi con l'acqua no, spero? Sì, No, è in salita. In salita, benissimo. Insomma, dalle foto Pellizzari non mi sembra tanto timida la ragazza. Ma la timidezza è una questione, diciamo, eterologa. Eterologa. Ecco. Cosa Non dice si il può tuo così fidanzato di questo tuo piacere di fare le foto, fare le sfilate, fare i concorsi? È tanto geloso, infatti Benissimo. adesso ne faccio Ma io molto farei anche meno. una domanda, cosa pensa la mamma del fidanzato? Perché, No, No, è meglio che non si esprima. Benissimo. era per mettere così un po' di zizzania. Ecco. Quindi il tuo fidanzato è molto geloso? Sì. Ma tu quando vai a fare questi concorsi o queste foto, lui ti segue stile accompagnatore oppure sta a casa? Allora, da quando stiamo insieme non ho mai fatto sfilate. Ah, ecco, Però sì. lui l'ho conosciuto a una sfilata. Allora qua bisogna parlarne. Cioè, come fa se uno ti ha conosciuto una Bisogna sfilata approfondire. poi a essere geloso? Cioè, come scusa Gemma? Perché si è sentito qualcosa di qua? Scusa, ho detto proprio per quello, no? Ah, proprio per quello? Eh sì, perché se l'ha conosciuta una sfilata, dice se questa va a sfilare, magari conosce qualcuno meglio di me. Quindi... Certo che la mente delle donne è tanto complicata, Enrico. No, beh, ma insomma, io apprezzo molto il pensiero Ma di non fai Gemma, più perché... sfilate perché adesso c'è questa persona o è stata una tua scelta? È stata una scelta Sua, che abbiamo... di lui. Sì, esatto. La mamma applaude, è bellissimo. Peccato non abbiamo una telecamera in controcampo per vedere le facce e i gesti della mamma. Ma Nel GP, frattempo a Cesena è scusami. bellissimo, non succede niente. Prego. Se l'ha conosciuta una sfilata sarà un modello pure lui poi, Esatto. È un modello. E lui non fa più sfilate? No, nemmeno abbiamo lui. preso questa decisione insieme. Almeno Insomma, un po' come quando dai. si incontrano su un set due attori porno e decidono insieme di non lavorare più. Che invece continua. Io mi ero fatta distrarre da tutti i vestiti, ma Muriel ha deciso di tornare a segnare. Quindi adesso abbiamo Atalanta 1, Sampdoria 1. Ed è il secondo gol che fa Muriel in 3 partite giocate. Sì. Meditate, gente, meditate. Nel frattempo a Cesena l'Udinese ha sostituito qualcuno. Guilherme con Conè. Guilherme con Conè, quindi rientra il greco in campo dopo la lunga squalifica. Quindi adesso basta sfilate perché sta insieme al tuo fidanzato che si chiama Simone. Ecco. Devo dire anche il cognome. No, assolutamente no. No, vorremmo sapere quanti anni ha. 20 deve 45. Beh, per essere così geloso, 20. 20 mi sembra troppo pochi, no, per essere gelosi. E invece Veronica, anche lei, che non è timida, Infatti abbiamo un contributo filmato. che adesso vediamo, Sì, infatti il contributo scaricato. di Veronica, con delle bellissime foto, tra cui alcune foto anche fatte proprio dallo studio Profili di Pordenone, nella persona di Renzo. Ecco, vedete, secondo me Veronica tu sei veramente fotogenica, no? Perché hai veramente delle espressioni molto belle. Allora, visto che non ci sta sentendo, cosa ne pensi di Renzo? Beh, bravissimo. Di la verità. No, è vero, è vero. E non guardare oltre le telecamere. Il fidanzato cosa Molto ne pensa? professionale. Fidanzato cosa ne pensa?
Ma da quando c'è una cosa abbastanza recente, cioè da un mesetto che ci sto assieme, quindi non ho ancora fatto sfilate E quindi chi se in ne sua frega- presenza. Ci faccio quello che vi Però pare. lui insomma. rispetta invece, accetta questa cosa. Non molto, diciamo la stessa situazione della Sharon. Beh, è bello sapere che i ragazzi giovani sono così, no? Possessivi. No, così avanti, così emancipati. aperti, sì, esatto, sì, è molto bello. Questa qua era un Si chiama concorso. passione, scusate. Come si chiama? Si chiama passione. Io non sono molto d'accordo, Gemma, questa volta. Ma scusami, fa parte di un innamorato, ci vuole un po' di Ma gelosia, non troppa. un innamorato deve avere fiducia della compagna. Non... Beh, ma se la ragazza Ma è di là bella, della un fiducia, pochettino scusa, ci vuole. se io mi fidanzo con una modella allora, Secondo e te lei ha aspetti? scelto me e lei sfila, io sono orgogliosissimo che lei sfila e Assolutamente. che gli altri uomini... Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Un applauso che arriva da dietro le telecamere. Perché se se non lei ha sei scelto geloso, me... Allora, anche perché, no? Io Allora, non giustamente- so se è il caso di Veronica, no? Se tu hai conosciuto tuo fidanzato a una sfilata o una roba simile. No. Ma nel caso di Sharon è successo proprio così, no? Allora, è lì che nasce il cortocircuito. Ma come? Ti ho conosciuto a una sfilata? Allora, magari ti conosco al bar, ti conosco, non so, a scuola, ti conosco sul posto di lavoro e vengo a sapere dopo che ti frequento che fai questo. Ma ti conosci lì? Perché è lì che... no? C'è qualcosa... Sentiamo cosa ne pensa il maestro. Maestro, cosa ne pensa? Sono concordo. Questi argomenti per noi sono... Poche parole, Ma maestro. noi abbiamo la testa dura, Ecco, la testa dura, ecco. Anche perché poi non si torna più indietro. Del tutto quindi- ipotetico il mio pensiero comunque. Ma che Figurati se poi, una visto che modella abbiamo si messo mette di con me. ballo, ma succede anche nelle coppie quando c'è il cambio, perché si sa che nei balli che fai tu, no? C'è il cambio di coppia. Guarda, quindi- qua ho di quelle cose da dire, potrei scrivere 2 libri, no uno. perché non lo fai? Addirittura. Perché Te li non pubblica sono di bravo più. a scrivere. Potresti Ti prendere- faccio, Allora- faccio il ghostwriter se vuoi. ghostwriter? Mi racconti e io... Allora, ve ne dico una su tutte brevemente. Allora, di solito sono sempre le donne che vogliono ballare e impongono al marito Sì. vieni a fare i corsi, Esatto. no? Diciamo che lo trascinano proprio Lo così, trascinano. Cosa succede? Che qualche marito dice, ok amore mio, cominciamo questo corso di Sì, ballo. quello che dica Ma perché anche ma amore è un mio, bel sei momento sicuro? per la coppia che magari è un po' in età dopo tanti anni di matrimonio per condividere qualcosa di nuovo. Ma certo, però Per- quando si arrabbiano tra di loro devi solo che alzare la musica, perché sennò... Perché litigano proprio di brutto le coppie sposate. Sì, ok. Nei corsi di ballo, cioè non si rendono conto che ci sono altre persone. Comunque, tornando al discorso iniziale, dice amore mio, ok, vengo al corso. Questo signore che magari è anche duretto, comincia a imparare, si innamora del ballo, comincia a ballare con la moglie, con l'amica dell'amica. E quando comincia a essere bravo e dentro il discorso, la moglie dice non andiamo più a ballare, facciamo ballare le altre. Addirittura. Sì, succede Io che pensavo nell'arco, fosse il contrario, nell'arco invece, di no? anni succede Che questo. fosse l'uomo che si ingelosisce della moglie. Anche perché poi succede... E Marca, le donne sono pestifere, lascia stare. qualcosa Fra di conosco- loro, un po' conosco anch'io questa cosa. noi non sappiamo, ma fra di Ma loro che sono poi no, terribili. si viene a imparare a ballare da voi per poi andare nei grandi locali, Sì, tipo chiaramente. Palmariva, eccetera. È lì che nasce il problema dopo, no? Infatti io devo andare lì dopo che ho lezione. Tra l'altro. Salutaci Beppi Venerandi. Sì. Aspetta, abbiamo la Gemma, nel frattempo è cambiata una roba. Sì. No, cambiata una cosa, no, è un messaggio per Daniele. È arrivato questo messaggio che dice un saluto affettuoso dalla tua allieva più indisciplinata. Ostia, Adesso un vorremmo indizio sapere ci cosa vuole fa qua, la però. lieve indisciplinata per A parte il stare. fatto che si autoproclama più che cosa sa delle altre. Per esempio. ma mi serve un indizio in più, digli. Ecco. Abbiamo sbagliato a comunicarvi un finale, ma non è colpa nostra, perché noi appunto le partite che non abbiamo i collegamenti siamo sul web. Ed è per- Abbiamo perso. No, ha segnato Cesena. Ha attenzione. segnato il Cesena. Niente bottiglie di vino. Rodriguez della Vega. Anche in posa. Comunque raddoppia anche la Lazio con Ma in questo Klose. momento non se ne può fregare di meno della Lazio, perché l'Udinese va sotto purtroppo con un gol di Rodriguez quando siamo al 31esimo. Manca 15 minuti. Della dai. ripresa. Ce la possiamo fare? 15 Sì, più. dai. Comunque una partita squallida, no? Fino adesso, Sì, veramente brutta. effettivamente niente di pregiato. Ecco, Il gol non è bello comunque. Il gol molto Il gol è bello. molto sì. bello. Uno stacco Diciamo- di testa. Tagliata Diciamo di che se lo manzo sono e- persi al centro dell'area i due centrali dell'Udinese, no? Non esiste che un attaccante rimanga libero così in mezzo all'area di rigore. Sì, e poi All'altezza- il portiere poi ha anche preso la palla, ma gli è sfuggita. Sì, perché era proprio vicinissimo. Sì, niente Gran da- gol di Rodriguez. sì. Questo c'è da quando c'è da dire, anche se noi ovviamente... È un ottimo stacco, visto che elevazione. Bellissimo. Bravo. Si è bevuto Ertò, i due centrali dell'Udinese, uno sicuramente l'ha detto, l'altro non lo so. Dicevo che
Al 94esimo, per quello non l'avevano aggiornato, al 94esimo ha segnato per l'uso dell'Alto Vicentino in Serie D, quindi Union Pro 0, Alto Vicentino 1, e l'Alto Vicentino inverte la tendenza delle ultime partite andando a vincere a Mogliano e quindi rimanendo sempre a 9 punti di distacco, vediamo se ho detto giusto, dal Bianco Soldati Padova, 10 punti di distacco dal Bianco Soldati Padova. Dicevi poi in Serie A appunto che è cambiato un altro risultato. Sì, la Lazio raddoppia, Sassuolo 0, Lazio 2. Ecco, nel frattempo ad Udine Esce Ertò e entra Fernandes, quindi diciamo un centrocampista d'attacco, un trequartista, magari non si capisce più a Udine cosa sia diventato Fernandes da quando c'è Stramaccioni, ed esce un centrale difensivo come... Possiamo cambiare un po' le definizioni, un 7-ottavista per esempio. Un 7-ottavista, non conosco. Mettiamoci dei tempi musicali anche dentro, Ecco. Un cinquequartista. Cinquequartista. No? A proposito dei tempi musicali, ci fai quel pezzo giusto per esatto, rompere la tensione? Guarda che te l'ho Ecco. messa lì sul piatto d'argento, Ecco. Giovanni, dai. Siete sicuri? Assolutamente, un Io pezzo sì. molto particolare, raccontaci un po'. Se a voi non piace, potete anche uscire. No, praticamente, visto che quello che ho portato sono delle miniature di jazz, cosa che io faccio. Niente, Martial Solal è un pianista francese e niente, scrive dei preludi che si avvicinano, diciamo, al modo classico, e ho intenzione di suonarvi questa cosa, che è questo pezzo, che per tanti può essere una doccia fredda, però è musica, cioè è anche un modo per far capire alla gente che ci sono varie cose. Prego maestro. Grazie. Tecnico Enrico è mostruoso. È bello, sai perché? Perché proprio, ti dice la melodia te la potrei anche dare. Ma col cazzo, Bravissimo, bravissimo. E Te la metto lì un attimo, però dopo te la squarto. L'hai preso in giusto? È proprio questo suo modo di sezionare le cose. Allora, GP c'è il nostro amico che ci ha scritto prima, dice sì, dopo che ha visto la sfilata, il suo commento è stato ho detto io che era la sagra giusta, quella di Ovoledo, no? Poi c'è un altro messaggio che dice così: Sharon bellissima, lasciategli immediatamente il mio numero. Bellissimo? No. No, ha detto la mamma, sì, diciamolo. No, ma mi sa che anche lei non è d'accordo, no? No. Comunque scrivi a questo numero che poi noi passiamo i messaggi a Sharon. Ok. No? È una bella idea, no? Tu continui a scrivere a questo numero, poi io porterò... Sì, però scusami, cioè, lasciateli immediatamente, quindi si aspetta anche di essere richiamato. No, per poterla messaggiare, whatsappare, facebookare, che ne so io. Brutto facebookare. Proprio. Te la sei fatta, te la sei detta da solo, Io non ho... E invece Francesca, che è giovanissima, raccontaci. Non ho niente da dire. Benissimo, se no il mio avvocato. È proprio quello che ci serviva. Il fidanzato ce l'hai? Non si può dire. Attenzione, quello. non si può dire se significa Francesca ha un fidanzato, ma perché ha i genitori in studio o perché non lo sa neanche lui? Cioè, spiegaci.
No, c'è la mamma, quindi non so. Ah, c'è la mamma, quindi è ancora diciamo una cosa di quelle cose che nascono, che non sei sicura. No, sono single, felicemente single. Felicemente single, sei di, abbiamo adesso San Vito Tagliamento, ma diceva prima Enrico qualcosa su San Vito, no? Nel frattempo un concorso a cui ha partecipato. Non fidanzarti mai con uno di San Vito. Ecco. È perché c'è il CIM, vero? Ma perché, scusa? C'è il CIM. Sì, esatto, non si chiama più CIM, si chiama CSM. Scusa, non sono aggiornata. CSM si chiama. Centro Salute Mentale. Però qua ci sono delle belle foto tue, anche che guardi al mare proprio. Beh, d'altra parte foto di Facebook. Raccontaci invece di questa foto qua, che ce ne sono due. 2 anni fa ho fatto un concorso a livello nazionale. Sì. Che sarebbe Miss Moda e Spettacolo e niente, sono andata già in Calabria a fare le nazionali. La finale? Sì. E in questo Miss Moda di Spettacolo dovevate anche esibirvi a parte sfilare, Sì. no? E tu cosa hai scelto di fare? Di ballare, mi Sì, sembra. breakdance. Breakdance? Sì, perché all'epoca facevo. Ecco, e poi invece hai smesso perché ti sei fatta male. Esatto. Ma non ti sei mai messa a posto quel ginocchio? Sì, è messo a posto, però c'è sempre la paura che possa avere una ricaduta. Di solito il menisco quando lo rompi te lo tolgono, o no? Non è rotto, è solo uscito. Ah, è solo uscito il menisco, ho capito. Il menisco è uscito. Perché di solito è diciamo come l'appendicite, è un la vai settore di cui non mi occupo. Ma tu No, invece menisco continui to- a fare sfilate oppure... Quando capita. Quindi tu non hai il divietto, No, no. in posto dall'alto, bene. Hai qualche progetto per il futuro? C'è qualche sfilata in vista? No. Ancora no. E No, servizi fotografici invece? Non ci sono al momento. E i servizi sociali? quelli sempre, bravissima. No, perché potrebbe essere interpretata a due vie, i servizi sociali, ma lasciamo stare. Invece una veterana delle passerelle è Posso Elena. interrompervi? Sì, cioè, questa volta puoi, sì. tu puoi e devi Questa volta lo quando puoi ti fare. pare. Allora, alla faccia chi vedeva l'X su Sassuolo Lazio, è arrivato il terzo gol della Lazio con Parolo. E fermi tutti, Nessuno si porta a non casa ho finito. La Sampdoria passa in vantaggio a Bergamo, quindi Atalanta 1, Sampdoria 2 con gol di Ciuca. Credo, Ciuca, Cuccia, non so. Ciucca deve essere friulano, Ciucca. Non so, Okaka, Okaka Ciuca è il nome che mi dà diretta. No, Okaka. dicevo che c'è Eleonora Mauro, Elena Mauro. Sono sempre nei tuoi pensieri, Gipi. Ecco. No, guarda, allora, vabbè, lasciamo stare. Perché voi siete tanto amiche, io almeno vi ho conosciuto insieme, che lei, nonostante sia da tanti anni che la vediamo in passerelle qua e là, continua, oltre a essere appunto interprete e traduttrice, sbaglio, perché continui a sfilare? A parte sei bellissima, ma proprio ti piace nelle tue corde? A me piace tantissimo il mondo della moda, mi è sempre piaciuto e indossare un vestito mi piace proprio tanto. Quindi Ecco. come una passione. Ma non è faticosa, voglio dire, dopo un po', no? Le prime volte può essere credo una novità, ma dopo un po' tu sono anni oramai che sfili e Sì. fai queste cose qua, oramai questo qua era un concorso che hai fatto quest'estate, Sì. mi sembra Festival Show, vero? No, ero No, a Reggio Rischio. Emilia. Ah, a Reggio Emilia, ecco. Quest'estate. Ho partecipato a questo concorso che si chiamava Miss International e poi sono andata alle finali a Reggio Emilia a Ecco. settembre. E no, perché comunque c'è sempre qualcosa di nuovo, diciamo, anche i vari concorsi, poi a me piace soprattutto il momento moda, quindi quando posso indossare. Questo era il Festival Show a Lignano. Ecco. Lì era bello perché comunque si potevano conoscere cantanti, personaggi famosi, abbiamo avuto la possibilità di conoscere un po' di cantanti. Tu hai il fidanzato, visto che abbiamo visto tutte qua? Lasciamo stare. Lasciamo stare, si chiama Lasciamo stare, ma lasciamo di nuovo il cognome. Per tornare, ecco, allora mettiamo che io e il maestro qua ci conosciamo qui e siamo diciamo due che si occupano di musica. Mettiamo, ci piacciamo e ci fidanziamo, no? Sì. Ecco. Dopodiché ci siamo fidanzati e ci impediamo l'uno con l'altro Di andare a fare le suonare. serate, esatto, sì. Non funziona. No. Non funziona così. Cioè, non avrebbe senso. Ma ti pare? Per quando ci fidanziamo? Tra un quarto d'ora? Sì. Ricordati che tu alle 6 devi essere al gallone, poi ne Anche parliamo, prima. perché arriva il gruppo. No, e quindi, allora, ma tu avresti accettato che il tuo eventuale fidanzato, che si chiama Lasciamo stare, ti dicesse no, basta, tu non sfili più, finite i giochi? Io penso di no, perché comunque fa parte di me, nel senso che è qualcosa che ho sempre fatto. Ecco, vedete e- queste due folli insieme, Poi eravamo al ovviamente. Festival A del Venezia. Cinema. Festival del cinema a fare le maschere. A spiare in
giro. A spiare in giro. E cosa avete spiato di bello? Raccontaci. C'era Elena. Bob Sinclair, siamo riusciti a braccare Bob Sinclair all'uscita di un hotel. Sì, cosa vi avete fatto? Una foto. Basta? Pazzesco. Vabbè. Scappato. Allora, nel frattempo a Cesena purtroppo non succede, Daniele, niente di niente. Niente. C'è stato un tiro di Badu che però insomma... Qualche affondo, ma niente di decisivo. Siamo al 41esimo, mancano pochi minuti. Prego Enrico. Scusate, ho un contributo audio. Sì. Vai vicino al microfono, fallo sentire, quello davanti a te. Aspetti un attimo che... Se la facciamo. Allora, questo è... Ecco. Rübsen. Questo è rutto in tedesco. Rübsen. Rübsen. Qua, oggi hai imparato qualcosa per il tuo lavoro. Rübsen, aspetta, Cioè, vediamo. No, aspetta. Fai al singolare perché magari non sa il plurale. Fai con Google, traduttore Google. No, cerca Scusa un attimo, questo invece è... Scoreggia. In tedesco sempre. Adesso cerca anche in sloveno, poi vediamo. Adesso metto lo sloveno un attimo. Sì, su. sono arrivati dei messaggi. Ringrazio Stefano che chiedeva le mie foto, ma io non sono una modella, sono la voce fuori campo, quindi le foto sono quelle delle nostre modelle, delle nostre ragazze che sfilano, no? E lo Esatto. fanno di mestiere. Allora, un giorno metteremo anche una tua foto, No, Sì, mettiamo, un siamo già giorno. d'accordo che L'ultimo. che lei sappia mettiamo una telecamera nascosta là dietro. Sì, l'ultimo giorno del mondo. Poi volevo salutare queste persone che scrivono, perché oggi più di tutti i messaggi sono arrivati per Daniele. Tra l'altro, no? Benissimo. No? Per Daniele, grazie per le allegre serate danzanti che ci fai trascorrere da Alfredo e Fiorella. Quindi ha molti fan, Daniele. Alfredo e Fiorella. Ciao Alfredo, ciao Fiorella. E Vi voglio ancora bene. è arrivata la risposta per Enrico, dal ragazzo che voleva il numero di Sharon. Che E voleva dice: fidanzarsi con me, ok. No, Sharon era. Sì? dite al tuttologo che se non è mai stato richiamato in vita sua non è colpa mia. e qua siamo a posto. E qua siamo a livelli aulici, oserei dire, no? Cioè, abbiamo raggiunto veramente la televisione. Allora che vorrei rispondere, al confronto vorrei ci fa un rispondere al baffo. signore in diretta. No, ma no, ecco. lascia stare. Eh? No, vabbè, rispondo. A me non serve essere richiamato. Ecco. Poi c'è Dennis che Danilo, sembra mezza tosto. rissa in campo. Attenzione, rissa a Cesena. Ecco, preso per... Allan prende per il collo un giocatore. Rissa, rissa, Bellissimo, neanche tanto. E comunque sono partiti nervosi dall'inizio, che si vedeva fallosi. A parte è una partita molto importante per l'Udinese, purtroppo si sta concludendo nel peggiore delle maniere, perché il Cesena, che se ne dica... Guarda che roba, dai. No, però non riesco a capire perché il tuttologo sta sempre un po' sul cazzo. Ma perché è gente di carattere, no? Guarda Sgarbi, guarda tutti i tuttologhi, è gente con le palle, non è gente che le manda a dire. Sì? Quindi Perché forse peccano un po' di presunzione, a mio Non avviso. peccano, non sono perché proprio sanno. presuntuoso io. Sono, Ecco, lui non pecca. Fastidioso Gemma, hai ancora e- messaggi? C'è Dennis che sarebbe il fan di oggi di Eva e di Leonora, ma siccome è attentissimo, C'è la nuova? no, è attento alla trasmissione, ha detto: per l'ospite in trasmissione di San Vito anch'io sono single. Ehi là! Sì, però qua c'è la mamma. Aspetta che guardo un attimo al di là delle telecamere. Ecco, dice, vabbè. Sì, quindi attenzione, perché Dennis ne ha quagliate 3 in 2 ore, in 3 ore. Quindi una, 2, 3. Non è buono come curriculum di presentazione. Come si diceva una volta, lui lancia le sarde e poi bisogna vedere chi le raccoglie. No, beh, bisogna che... Cosa? Senti, vuoi che parliamo di cosa succede mercoledì? Sì. O... No, perché ho visto una pubblicità prima, ha preso delle mie foto Sì. e le hai messe in uno spot. Sì, non Mi potevo. hai chiesto qualcosa? Sì, effettivamente ti ho chiesto. Ah, sì. Quindi? Ah. Allora, siccome No, sapete perché io non so ancora cosa succede. siamo una mercoledì. banda di pazzi, allora abbiamo pensato, ma perché non portare questa follia da domenica pomeriggio, trasformarla in uno spettacolo che prima è uno spettacolo live e poi diventerà uno show del sabato sera? Allora insieme a una banda di pazzi, tra cui Enrico Pellizzari, ci siamo inventati questa serata, che dall'altra domenica ovviamente è diventata l'altra serata. Perché l'altra serata? Perché non ci sarà o solo musica, o solo moda, o solo cabaret, o solo balletti o cosa, ma sarà un po' di tutto, esattamente come i vecchi show, ovviamente rivisitato, del sabato sera, quelli che si vedono ancora in bianco e nero. No? Solo che lo facciamo non di sabato. No, non lo facciamo di sabato, la prima data è mercoledì 4 marzo, saremo al ristorante Adriatico a Villota di Chions, naturalmente siete tutti invitati e ci Naturalmente sarà io ho già il copione tutto pronto, ho già i Assolutamente, ma tu testi, sai tutto già fatto. tutto, Sì, presenterà Enrico Pellizzari perché io ritengo
che è la persona più adatta a questa follia itinerante. Beh, non ho idea perché insomma se diciamo, l'ascoltatore medio mi reputa un deficiente, forse sono la persona giusta. No, posto giusto insomma. Una big ok. band diretta da Salvino Dell'Aspro, e questa settimana come special guest avremo Irene Guglielmi e Serena Rizzetto che canteranno naturalmente, e poi 2 momenti di moda intimo grazie all'intimo di Villotta di Chions. Abbiamo il cabaret anche. Ci sarà Enrico Perizzari che farà anche cabaret, ma ci sarà anche un cabarettista di cui io non so il nome del cabarettista, e ci sarà anche un momento di danza. Secondo me danza. tu mi sopravvaluti, sai. Ma tu non preoccuparti che dopo sono io dietro le quinte. Margherita Berlese che ballerà. Devo mettermi la giacca in paillette? Dimmi. Devo mettermi la giacca in paillette? Ma tu ti vesti come vuoi, ma ti ho mai detto qualcosa quando abbiamo fatto No, spettacolo insieme? ma ti chiedo solo un consiglio. Ti piacerà una cosa più delle altre, no? A me basta che vieni tu, per il resto vale tutto. Va bene. E allora l'appuntamento ve lo ricordo a partire dalle 21. Mercoledì prossimo, mercoledì 4 marzo, ore 21, Villotta di Chions. L'altra serata, la prima puntata, o meglio la prima serata, perché poi il tutto verrà ripreso, verrà post prodotto e andrà in onda da domenica 15 marzo su Telepordenone ore 21, quindi subito dopo lo sport partirà questo nuovo Il programma. fatto che sia post prodotto mi rassicura assai, perché così possiamo tagliare tante cose. Io, questo è il problema. Senti, io dovrei andare perché ho i pink finti che adesso Finti. Allora, racconta di cosa succede a Gallone stasera. Nel frattempo si giocano i supplementari, i minuti di recupero. A Cesena purtroppo non succede niente. Prego. No, nel senso che approfitto per fare anche un po' di pubblicità, non tanto per il locale quanto per l'idea, nel senso che abbiamo aperto questo posto che si chiama Il Gallone. Vuoi guardare in camera? Sì. Ma posso parlare? Mi dà fastidio guardare in camera, mi sembra di essere un politico di quelli fuori dal Montecitorio che guardano in camera così. L'idea non è tanto quella di, perché in questo momento sto facendo volontariato, stiamo investendo tantissimo e abbiamo pensato di fare un locale che fosse accessibile a tutti, quindi un locale di lusso, siamo una birreria in fondo, dove facciamo da mangiare delle cose di qualità, però a un prezzo contenuto, ma non è tanto quello, ma è il fatto di avere un palco, di portare su questo palco delle cose che abbiano una caratteristica qualitativa elevata. Quindi noi abbiamo pensato di fare qualcosa che qui in città, ma anche nel circondario, non c'è mai stata, o comunque quando è stata tentata con poco successo, e cioè facciamo il cabaret. Cabaret che facciamo di martedì, e vedo che di martedì a martedì sta cominciando ad andare sempre meglio perché si sparge la voce. Il cabaret, peraltro, per molte persone, soprattutto più giovani, rimane quello televisivo, quello di Zelig, quello di Colorado. Il cabaret vero non è quello dello sketch, il cabaret è una persona che sale sul palco e per un'ora e un quarto, un'ora e mezza ti parla e ti racconta delle cose che possono essere divertenti, ma possono anche farti pensare. Quindi andiamo sulla satira, andiamo sulla stand-up comedy, andiamo su tanti aspetti del cabaret che purtroppo la gente non conosce. Allora abbiamo cominciato, giustamente, per far conoscere il fatto che facciamo il cabaret, con dei personaggi televisivi. La scorsa settimana abbiamo avuto Kalabrugovic, ce ne stiga. Sono troppo lungo? Non mi piace. Perché sono finite le partite, dobbiamo darla lì e devo andare via anch'io, va bene. Questa sera Pink Sides. Ok, quindi martedì cabaret, venerdì e sabato ci si diverte, la domenica sera facciamo concerti di qualità, nel senso che portiamo persone che suonino, cantautori, gruppi, quelli che suonano. L'importante è che quello che fanno, anche se sono degli impiegati di posta, o cioè, che quando salgono sul palco siano dei professionisti e abbiano qualcosa da dire. Musica. Per far divertire la gente. E questa sera abbiamo una tribute band. La tribute band, per chi non lo sapesse, è quella formazione che ripropone brani di un solo artista o di una sola band, cercando di riprodurre il più possibile i suoni vicini all'originale. Questa sera abbiamo i Pink Size, che sono molto molto famosi e molto apprezzati. Molto apprezzati, esatto. Quindi Pink Size questa sera al Gallone, ore 21:30, grazie. Ricordiamo il Gallone che è a Tavagnacco, più o meno sulla rotonda di La Dimoret, che è molto facile. 500 metri da qua. Esatto. È finita Cesena, 1-0 per il Cesena, è finita anche a Bergamo, finisce 1-2 Atalanta-Sampdoria, quindi vince la Sampdoria. Le altre di A? Stanno ancora giocando, sia al Palermo, si sta giocando ancora sia a Palermo che a Sassuolo. I risultati? Un secondo, aiuto. Sassuolo-Lazio 0-3, Palermo-Empoli 0-0. Allora, noi diamo la linea alla regia perché ci siamo già allungati troppo, dopo hanno problemi da Pordenone con il programma che comincia alle 19. E allora, io vi saluto, ringrazio naturalmente tutti gli ospiti veramente gentilissimi di aver partecipato con noi, ringrazio Eleonora Mazzari, ringrazio la splendida Eva Cristaldo, mai come oggi amata, anche se poi ti ha tradito con Eleonora e con Francesca, Dennis.
Ringrazio Maurizio al controllo camere, la Gemma, ciao Gemma, ci vediamo domenica se Dio vorrà. Ciao, ti lascio qua, ciao. Grazie Enrico, grazie a Miro, a Florian in regia Pordenone, a tutti gli amici in giro per i campi. Noi ci vediamo domenica, ci vediamo mercoledì sera ore 21 al ristorante Adriatico a Villotto di Chios e naturalmente qua. Invitiamo il pubblico a venire per la registrazione. Assolutamente, a fare casino, no? E quello è bello, perché ci si diverte tutti insieme, come diceva un mio amico. Ecco, sicuramente non balliamo reggaeton, questo è sicuro. No, difficile ballare reggaeton, magari invitiamo Daniele che ci fa non due passi facciamo di neanche il danza, karaoke? che sarebbe Non facciamo neanche il karaoke. Non facciamo karaoke, tranquilli, ci vediamo domenica prossima, ciao a tutti e grazie, ciao, buona domenica, ciao.